Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con voi, staremo insieme fino alle 14.30, alle 12.20 circa ci collegheremo con l'unità di crisi di Marghera, dove per noi ci saranno Anna Maria Parisi e Simone Merlo per gli ultimi aggiornamenti sull'evoluzione Covid, ma per parlare anche di vaccinazioni. Ed oggi l'avete sentito ieri dal Presidente Zaia, il Veneto si è risvegliato con una buona notizia: da martedì saremo in zona arancione, dunque negozi, estetiste e parrucchieri tornano ad aprire, mentre rimarranno ancora chiusi bar e ristoranti solo da sport, chiusi invece ancora serrande abbassate per centri sportivi e palestre. Ne parleremo poi ovviamente nel corso della nostra diretta. Scuole finalmente aperte da mercoledì, dopo quindi le vacanze pasquali, con anche le superiori al 50%. Prima però di iniziare, di collegarci con l'assessore regionale Elena Donazzan, due notizie di cronaca. Un ragazzo di 19 anni residente a Piombino Dese, morto in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto ieri sera. La vittima si chiamava Alessio Bariam Canai. Il giovane era uscito ieri sera per un giro con la sua Yamaha, quando per motivi al momento sconosciuti ha perso il controllo della moto uscendo di strada in via Meolde, sempre a Piombino. Immediato il trasporto al Cafoncello da parte del 118 di Treviso. Questa mattina la notizia che il suo cuore ha smesso di battere a causa delle ferite riportate. Il giovane frequentava il liceo a Castelfranco Veneto e giocava a calcio nella squadra locale di Piombino. Ed un'altra notizia di cronaca: vasto incendio boschivo sul confine tra le province di Vicenza e Verona nel comune di Crespadoro. Immediatamente attive le squadre forestali e l'elicottero regionale. Le fiamme si sono sviluppate principalmente sul versante veronese. Al momento stanno operando i forestali regionali da terra, che hanno predisposto 2 vasche per il pescaggio dell'acqua con i volontari di Chiampo e Valdagno. L'elicottero della regione invece, dopo 2 lanci, ha dovuto sospendere il volo per l'eccessiva nebbia, presenti anche i vigili del fuoco con 3 autobotti. Ed ora invece ci colleghiamo, la vedo già sullo schermo, con l'assessore all'istruzione, l'assessore regionale Elena Donazzan. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Dunque, assessore, la buona notizia: siamo in fascia arancione, questa è già la buona notizia. Lo ricordiamo, l'R Conti si era abbassato già nei giorni scorsi, anche il parametro dei 250 positivi per 100.000 abitanti. Dunque, buona notizia anche sul fronte delle scuole, perché mercoledì potranno tornare i ragazzi fra i banchi e soprattutto le superiori anche al 50%. Una notizia molto attesa, come lei sa bene, perché le aspettative, le preoccupazioni delle famiglie, dei docenti, moltissimi docenti soprattutto delle scuole primarie, ci hanno segnalato la difficoltà di fare qualche cosa che già avevamo sperimentato l'anno scorso, ma che porta spesso i bambini più fragili a perdersi. E allora questa è veramente la notizia più attesa. Voglio dire che la zona arancione ci dà così la possibilità di rientrare, come ha detto bene lei, tutte le scuole primarie in classe, ma anche tutte le scuole secondarie di primo grado, ovvero la prima, la seconda e la terza media. Mentre per le scuole superiori, anche se il decreto del governo prevede fino al 75%, la cautela impone a noi di fare come avevamo già scelto di fare, cioè il 50%, ovviamente a rotazione, ma in modo da permettere a tutti di tornare a scuola, di avere un rapporto diretto con i docenti, ma di non sovraffollare soprattutto la scuola e i mezzi di trasporto. Ecco, assessore, tante sono state le proteste negli ultimi giorni proprio dei genitori, dei ragazzi, dei bambini, perché non ci sono solo ragazzi, perché dicevano la didattica a distanza non si può più fare, siamo arrivati, dicono, al limite, sia per un problema familiare e lavorativo, sia proprio perché i ragazzi non si rapportavano più in classe. Io condivido questa preoccupazione, anche questo grido di aiuto, però va ribadito, non è stata la Regione a decidere di fare la didattica a distanza. La didattica a distanza è stata una imposizione tra le misure direttamente collegate alla zona rossa. Cioè il governo rispetto ai parametri ha deciso che nelle zone rosse, non solo per il Veneto, le scuole debbano rimanere chiuse. È evidente che questa cosa
ha creato grave disagio, grave scompiglio, perché poi in effetti oggi vediamo quanto nelle scuole si stia cercando di risolvere anche larga parte dei problemi della società dei ragazzi, perché i ragazzi stanno avendo problemi di socializzazione, le ragazze, le bambine anche, hanno problemi con i disturbi dell'alimentazione, sono aumentati in modo veramente significativo. Gli psicologi stanno facendo un super lavoro anche all'interno delle scuole, perché si cerca di accompagnare le fragilità. Però è vero che noi dobbiamo trovare una soluzione a questa cosa. La didattica a distanza è un sostitutivo, è un palliativo, è uno strumento eccezionale, ma non dobbiamo assolutamente abituarci a questo. A scuola, peraltro, gli ultimi dati che avevamo, l'ultimo monitoraggio quando eravamo in presenza, ci restituiva una scuola molto sicura, dove le regole sono rispettate, dove si fanno rispettare. Non mi stancherò mai di dire che quando c'è un adulto di riferimento responsabile, la distanza, la mascherina, il comportamento corretto sono rispettati, e questo fa anche sì che dentro le scuole non ci fossero, se non raramente, cluster di contagio. Ecco, Assessore, abbiamo detto il 50% in presenza, parliamo ovviamente delle superiori. Ci sarà la possibilità di poter ampliare il 50% al 75%? Questo è l'auspicio, come l'auspicio è quello di tornare liberi e belli e sereni, a scuola in particolare. Però sì, certamente questa diciamo, scelta di cautela della nostra regione, che condivido, è legata diciamo, a quello che accade fuori nella società, a quello che è non solo l'indice RT o il parametro introdotto dal governo Draghi dei 250 positivi su 100.000 abitanti, perché ricordiamoci che la regione deve rispettare parametri decisi dal governo, non siamo lì a discettare sul fatto che siano o meno giusti o che ci siano più o meno valutazioni scientifiche diverse. Questo non lo facciamo, determinerebbe ulteriore caos e ci tratteniamo dal farlo. Però se, come auspichiamo e come sarà, andremo a scendere, è evidente che allora aumenteremo la presenza a scuola. Ecco, tutto predisposto, avevamo sentito anche dal Presidente, anche per quanto riguarda i trasporti scolastici, che era uno dei problemi che insomma facevano più discutere anche all'inizio dell'anno scolastico. Ma sui trasporti la collega De Berti ha fatto un lavoro egregio e anche già preparato prima che il governo, in questo caso il Conte degli ultimi mesi, aveva attribuito alle prefetture questa competenza nell'organizzare. Certamente non è mancata la voce della Regione del Veneto nel chiedere al governo di darci maggiori risorse per supportare di più il trasporto, per intervenire anche con l'aiuto dei privati, che peraltro vivono una stagione di grande difficoltà economica. Non devo mai smettere di ricordare a me stessa innanzitutto che sono assessore al lavoro e che è il lavoro il grande malato di questa nostra pandemia. E i trasporti privati hanno smesso di fare le gite sociali, hanno smesso di fare le gite scolastiche, di fare i viaggi organizzati, e quindi è un mondo del lavoro che può essere benissimo coinvolto per potenziare il trasporto scolastico. Questa è stata la richiesta del Veneto al governo, perché è evidente che poi queste cose vanno pagate. Ecco, Assessore, prima stavamo dicendo proprio, lei ha toccato l'argomento lavoro, insomma riaprono per fortuna da martedì anche i negozi, le settiste, i parrucchieri, però c'è una categoria che continua a rimanere chiusa, che è quella delle palestre, i centri sportivi e ristoranti e baristi che devono e bar che continuano con l'asporto, e insomma categorie che sono, soprattutto parliamo anche delle palestre, che sono davvero ormai anche di più di dire in ginocchio. Sono gravemente in difficoltà, ma molto gravemente in difficoltà. E lei ha citato queste categorie, ci aggiungiamo tutto il mondo dell'intrattenimento, questo sconosciuto, questo scomparso, sembra quasi che non sia degno di essere menzionato, non da lei sa, ma da chi al governo non si è proprio pensato. Pensiamo a tutto il mondo dello spettacolo e della cultura, un'annunciata ripartenza. Ora, lei ha mai visto una ressa al museo o a teatro? A teatro i posti sono da sempre venduti prima e prenotati, e i posti possono essere distanziati, si possono usare 1000 accorgimenti. Il Costanzo Show fa
e senza andare in concorrenza con le nostre trasmissioni, ma fa lo spettacolo con il pubblico, con il plexiglass tutto attorno e con le mascherine. Allora, non è pensabile tenere chiuso, si deve convivere con questo virus. Partiamo da questo presupposto. Tutti noi speriamo che il mondo tornerà meglio di prima, ma e anche attraverso la vaccinazione. Ma finché questo non accade, che facciamo? Continuiamo a tenere chiuso quando abbiamo visto che comunque i contagi ci sono, perché se non, le persone non vanno al ristorante la sera, vanno al ristorante, non ristorante, a casa di amici, a casa di parenti, sappiamo perfettamente che cosa sta accadendo e possiamo colpire o penalizzare queste persone, no, possiamo fare appello al loro senso di responsabilità evidentemente, ma non è che si può andare a controllare nelle case della gente, anche perché le persone hanno bisogno di vivere, ma prima di tutto di lavorare. Allora non si sono fermate le cartelle di Equitalia, questa è una cosa vergognosa, cioè non si può pensare di chiedere arretrati a persone che non sono in grado di pagare, non perché non vogliano, ma perché non possono, non stanno lavorando. Ecco, noi proprio recentemente avevamo avuto proprio una parrucchiere che diceva io adesso farò sciopero fiscale non perché io non voglia pagare, ma perché non ho la possibilità di pagare, ho chiuso e continuano a chiedermi l'IVA, l'affitto, io non ho la possibilità di pagare nulla, quindi c'è anche questo sentimento. Adesso fortunatamente loro riapriranno, ma come abbiamo detto altri invece no, avranno le serrande abbassate ancora. Ma poi sappiamo tutti quali sono i conti in Italia. Le tasse sono alte, il costo del lavoro è alto, tutti i costi collaterali, pensiamo la chiamano di solito total tax rate, vuol dire l'insieme delle tasse, compreso ciò che tu paghi in termini di costi fissi. Un bar che può tenere aperto solo la mattina, ma non ti puoi sedere, non puoi stare lì a chiacchierare, mangiarti la brioche, il caffè con calma, con degli amici, non puoi farlo, non puoi prendere l'aperitivo. Alle ore 18 chiudono, devi solo sederti, devi stare distanziato, ma l'affitto è rimasto lo stesso, i costi fissi sono rimasti lo stesso, luce, acqua e gas sono rimasti i medesimi e deve pagare tutto ciò che lo Stato ha deciso di non sospendere, perché guardate che fin dall'anno scorso, cioè in piena pandemia, si era ritenuto di spostare di qualche mese le tassazioni, ma queste poi arrivano inesorabili e queste persone non hanno lavorato. Quello che sta accadendo oggi è un indebitamento folle e una impossibilità di pagare verso lo Stato ma anche verso gli altri operatori economici, perché evidentemente se io non pago il mio fornitore o il mio affitto, l'affittuario mi manda fuori dandomi lo sfratto e stanno aumentando il numero degli sfratti, soprattutto dei settori economici, oppure chi si arrende del tutto, come accade a Venezia, voi passate e trovate, a me tocca questa via crucis, visto che siamo nella settimana santa, di vedere andando in palazzo a Venezia tutti negozi che io riconoscevo con l'operatore italiano, veneziano, con scritto chiuso, vendesi, cedesi attività. Ecco, fra l'altro questo fine settimana, a Pasqua, a Pasquetta, sarà un test, è stato detto insomma in maniera anche molto chiara dal Presidente, un test importante per vedere poi l'evoluzione, quindi insomma di tenere sempre comunque l'attenzione ben alta, perché ci vuole poco a passare dall'arancione di nuovo al rosso e questo non ci vuole assolutamente per la nostra regione, così come per tutta Italia, insomma, quindi è importante, Assessore, che si cerchi il più possibile insomma di rispettare le regole e di non creare assembramenti, di non fare quelle famose insomma pranzi e cene pasquali, purtroppo ancora per quest'anno. L'appello alla responsabilità è di ciascuno, fate bene voi a ricordarlo anche con la vostra televisione, non smettete mai di richiamare, no, nel sottopancia, diciamo, quello che deve essere un comportamento di ciascuno. È che gli italiani sono stanchi, i veneti sono veramente esasperati, perché poi noi siamo persone molto rispettose delle regole. Io vedo comportamenti, almeno no, nelle occasioni in cui mi capita
anche solo di passeggiare per il mio paese, di vedere tutto molto regolato e anche rispettato. Però la stanchezza è tanta, bisogna rispettare le regole, bisogna pensare che il primo comportamento da tenere è il nostro. Assessore, la ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stata con noi. Intanto le auguro anche buona Pasqua. Buona Pasqua, questa è un momento per la nostra religione importante, no? Dopo si fece buio su tutta la terra, un po' la pandemia è questo, però poi risorge Cristo. Io insomma invito tutti anche a dedicare un po' di tempo alla preghiera, perché aiuta, serve anche a dire a Dio di guardare giù. Grazie davvero, grazie Assessore, grazie e buon lavoro. Buona Pasqua. Grazie a lei. E adesso ci colleghiamo invece con l'unità di crisi di Marghera, dove per noi ci sono Anna Maria Parisi e Simone Merlo. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Daniela e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dunque, se sei d'accordo, qui dall'unità di crisi diamo subito i dati delle ultime 24 ore rispetto ai casi di contagio in tutta la nostra regione. Sono quelli naturalmente riportati dal bollettino di azienda zero di stamane della regione, che vede gli attuali positivi a 37.503. Si registrano purtroppo nelle ultime 24 ore 32 decessi, con il totale che ammonta da inizio pandemia a 10.714. Nei riparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti, ovvero 279 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoverati sono 286, cioè 13 in meno rispetto alla giornata di ieri, venerdì. Saremo, lo ricordiamo, zona arancione da dopo Pasqua, l'ha annunciato ieri il presidente del Veneto Luca Zaia, ricordando come nell'interlocuzione con il ministro della Salute Speranza c'è da verificare se lo saremo a partire da martedì, quando dalla mezzanotte scadrà il DPCM in vigore attualmente, o lo diventeremo mercoledì. Lo sapremo naturalmente dopo Pasqua, così dalle interlocuzioni che ci saranno con il ministro Speranza e il presidente della nostra regione Luca Zaia. Dunque, scusa che come vedi c'è moltissimo vento qui a Marghera. Volevo dirti anche due dati sul fronte vaccinazioni, di come Venezia nella giornata di Pasquetta, nelle isole per essere esatti, ci sarà un vaporetto adibito a una sorta di ambulatorio vaccinale. Funziona così. Sarà operativo, come detto, dalla giornata di Pasquetta ed è dedicato agli anziani di Sant'Erasmo e delle Vignole. Si chiama tecnicamente ambulatorio vaccinale e funziona che dalle 9:30 del mattino fino alle prime ore del pomeriggio di Pasquetta, quindi dopodomani, i residenti over 80 di Sant'Erasmo e delle Vignole potranno recarsi lì per poter ricevere il vaccino senza dover lasciare l'isola. Sempre restiamo nelle isole di Venezia, dove al Lido di Venezia nella giornata di ieri si è conclusa la 2 giorni di vaccinazioni con ben 1.200 vaccinati nella palestra dell'ex liceo Severi. Volevo ricordare, se permetti Daniela, anche la lunga diretta di domani della nostra emittente Antenna 3 per la giornata di Pasqua, dove avremo dove avremo molti collegamenti e dove sorvoleremo anche il cielo sopra Treviso in compagnia dei carabinieri e del nucleo elicotteristi di Belluno. Se ho ancora qualche minuto volevo dare, non ti sento? Sì, Daniela? Anna Maria. Sì, Anna Maria, puoi continuare. Ok, se ho ancora qualche minuto. Sì. Se il vento ce lo permette, allora volevo ricordare che tanti telespettatori ci telefonano per chiederci indicazioni, informazioni per la nuova trasmissione che viene onda sul nostro gruppo, cioè Antenna 3 Rete Veneta, la trasmissione che si chiama Pillole di Digitale, il nuovo programma con le 10 lezioni di InTV per imparare a usare lo smartphone. Ecco, volevo utilizzare anche questa diretta per questa notizia di servizio, ricordando che la trasmissione, visto che ce lo chiedono
vedono in tanti, va in onda su Antenna 3 la domenica alle 13:30 con replica alle 11:40, ma domani non andrà in onda perché ci sarà, come già detto, la lunga diretta di Pasqua, e così la puntata di domani, domenica, slitta a lunedì con lo stesso orario 13:30. E poi su Rete Veneta invece gli orari sono i seguenti: va in onda il sabato alle 11:40, quindi è già andata in onda, e poi domenica in replica alle 20. Dunque sto litigando con il vento, con gli auricolari, quindi per il momento dalla unità di crisi della protezione civile è tutto, a meno che tu non abbia domande da porci, Daniela. No, grazie Anna Maria, grazie davvero. Immaginiamo che non sia facile lavorare con il vento. Buona prosecuzione. Grazie davvero ad Anna Maria, grazie, buon lavoro, grazie anche a Simone Merlo che si trova lì con lei dall'unità di crisi di Magara. Abbiamo sentito, domani lo ha ricordato la nostra Anna Maria, ci sarà questa lunga diretta qui ad Antenna 3 per tenervi compagnia in questa Pasqua sicuramente difficile, sicuramente complicata, purtroppo la Pasqua un po' come l'anno scorso, una Pasqua blindata, lo sappiamo, con varie regole, l'abbiamo sentito più volte, insomma regole decise appunto dal governo con qualche deroga, e quindi sentiamo adesso, prima della pubblicità, proprio il vademecum per i prossimi giorni. Tutti in attesa dell'arancione, ma prima del cambio di colore previsto per martedì prossimo ci sono Pasqua e Pasquetta alle porte con le regole da rosso, compreso il prefestivo del sabato. Per un Veneto ormai da 3 settimane già in zona rossa cambia ben poco, se non la novità della deroga nazionale per gli spostamenti in case private, così come è accaduto durante le feste di Natale. Il 3, 4 e 5 aprile dunque è consentito andare in un'altra abitazione da parenti o amici, ma solo una volta al giorno e per 2 persone al massimo alla volta. Resta ovviamente la necessità di utilizzare mascherine e distanziamenti per queste visite, tanto più se condite da un pranzo o una cena, quest'ultime comunque sempre sconsigliate. Il coprifuoco scatta sempre alle 22. Possibile inoltre partecipare a cerimonie religiose, sempre nei limiti consentiti dal protocollo, in chiese vicine alla propria abitazione. Sì, anche alle passeggiate, ma solo nei pressi del domicilio. Possibile spostarsi dalle seconde case, ma solo per il nucleo familiare. Sì, infine, ai viaggi all'estero, tema di proteste e dibattito in questi giorni, seguendo comunque i protocolli indicati. Nessuna variazione per ciò che non si può fare, resta tutto come nella zona rossa normale, dal divieto di spostamenti tra regioni, tranne per urgenze, ai bar e ristoranti chiusi, al divieto di picnic o gite in spiaggia che possono creare assembramenti. Ultimo tassello, gli esercizi commerciali aperti tradizionalmente in zona rossa. Sabato 3 aprile, serrande super ipermercati, supermercati, discount, ma anche edicole, tabaccaie, librerie, farmacie e parafarmacie, negozi di computer, elettronica, elettrodomestici, ferramenta, negozi di biancheria e di giocattoli, ma anche vivai. Aperte anche le pompe di benzina. Il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, sono aperte solo farmacie ed edicole. Possono restare aperte anche le tabaccherie. Chiusi invece tutti i supermercati. Il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, infine, alcuni gruppi della grande distribuzione saranno aperti. Bene, ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qua in studio. Rieccoci nuovamente in studio, siamo in diretta, sono le 12:29, dunque vedo già sullo schermo il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito e una buona Pasqua. Buona Pasqua anche a lei intanto. Dunque Ministro, situazione insomma buona per il Veneto, ci siamo risvegliati con la buona notizia, il Veneto passa in zona arancione, ovviamente non bisogna abbassare la guardia, lo ripetiamo più volte, proprio perché questa Pasqua sarà un test importante per rimanere in zona arancione ed evitare di passare in zona rossa con tutte le conseguenze poi che sappiamo e le chiusure che conosciamo bene. Beh sì, è una buona notizia, però come già lei ha detto dobbiamo prestare la massima attenzione perché abbiamo un virus che è il 40%, questa variante inglese è più veloce rispetto al virus del passato e abbiamo avuto in Italia negli ultimi 10 giorni più di 400 morti al giorno. Sappiamo quanta sofferenza vuol dire questo per le nostre famiglie in tutta Italia. Quindi da una parte ben venga questa riapertura, in particolare sono molto contento per la riapertura delle scuole fino alla prima media, nel caso appunto delle zone a arancio si potrà avere un'apertura delle scuole fino a tutto quanto la parte delle medie e poi
per quanto riguarda invece per le superiori, le cosiddette insomma il ciclo superiore, avremo dal 50 al 70% di didattica in presenza. Quindi sono buone notizie queste, però insomma questo capitale che abbiamo guadagnato con tanta difficoltà e con una chiusura per 3 settimane deve essere tenuto in grandissima attenzione, perché la campagna di vaccinazione prosegue in maniera molto veloce. In Veneto stiamo per raggiungere il milione di persone vaccinate, in tutta Italia abbiamo superato abbondantemente le 10 milioni di persone vaccinate, però il virus circola ancora, sono tante le persone che si ammalano ogni giorno, più di 20.000 anche per la scorsa settimana, e quindi l'attenzione deve essere massima. Ecco Ministro, rimane sempre il problema dei ritardi dei vaccini, arrivano, non arrivano, arrivano troppo tardi, per cui molte volte, come è successo nei giorni scorsi, c'è stato un po' uno stop, un rallentamento, chiamiamolo così, delle vaccinazioni. Si mettono insieme 2 fattori. Il primo è l'arrivo dei vaccini, che come sapete ha avuto dei ritardi perché a livello internazionale i contratti da parte dei multinazionali non sono stati pienamente rispettati. Fino ad oggi per la prima tranche, per i primi 3 mesi erano previsti 15 milioni di vaccini in arrivo. Abbiamo avuto una sommatoria totale di qualche forse 1 milione in meno rispetto a quanto previsto. Per quanto riguarda invece il secondo trimestre, noi dovremo arrivare dal 1° di aprile fino al 30 di giugno a 52 milioni di dosi appunto nel nostro paese. Sono numeri veramente importanti che ci permetteranno di accelerare in maniera sostanziale il ciclo di vaccinazione. Sono convinto che potremo arrivare a 500.000 vaccini. Abbiamo superato nella giornata dell'altro ieri le 280.000 vaccinazioni nel nostro paese. Una volta che raggiungeremo i 500.000 vaccinati al giorno, sicuramente potremo guardare ancora con più serenità il futuro del nostro paese. Ecco Ministro, un argomento che stavamo prima trattando era il fatto che è vero che alcune categorie fortunatamente in zona arancione possono riaprire, ma ci sono categorie come i titolari di palestre, centri sportivi, tutto il mondo dell'intrattenimento che purtroppo continuano a rimanere chiusi, ed è una situazione davvero più che difficile, catastrofica, perché molti hanno detto basta, ormai chiudiamo, non ci sarà la possibilità di riaprire. Loro dicono: perché riaprire certe categorie? Noi che, insomma, giustamente come diceva anche l'assessore Donazzan, nel museo difficilmente trovi un assembramento. Guardate, siamo vicini a tutte queste attività, a queste persone che hanno una grandissima sofferenza che ormai dura da molti mesi. Abbiamo cercato di dare appunto un sostegno attraverso l'ultimo decreto con 32 miliardi di euro. Sono arrivate fino adesso circa 650.000 domande per la richiesta a fondo perduto degli 11 miliardi messi a disposizione. Sicuramente questi permetteranno di passare almeno in qualche maniera questo momento così difficile. Sicuramente non basta, ecco perché vogliamo aggiungere altri 20-25 miliardi di euro attraverso un nuovo scostamento da qui a fine aprile e poi un nuovo decreto sostegni. Sono numeri difficili, noi abbiamo messo a disposizione in questa maniera più di 200 miliardi di euro negli ultimi 13 mesi, sono risorse importanti ma non sufficienti. Occorre continuare ad aiutare i tanti settori, ma soprattutto a vaccinare, perché la vaccinazione è lo strumento per poter uscire da questa pandemia, ma soprattutto è lo strumento economico per poter ripartire la vita normale e quindi riaprire tutti quanti i settori. A la loro sofferenza c'è la nostra vicinanza e, ripeto, arriveremo anche con nuove risorse per continuare ad aiutare le tante imprese in difficoltà. Ecco, lei stava dicendo prima appunto fino a fine aprile rimarremo così, non ci sa, poi nel decreto sappiamo che non c'è zona gialla, per cui per il momento fino a fine aprile tutto rimane come adesso, insomma. Sì, rimane così come abbiamo visto, con una grandissima attenzione ai dati in arrivo, e questo per riuscire a far sì di poter avere una stagione estiva anche turistica che possa ripartire e possa anche entrare in una normalità a partire da luglio, agosto, settembre. Il generale Figliuolo ha indicato come appunto fine settembre, inizio ottobre il termine della campagna di vaccinazione nel nostro paese. Le pianificazioni sono state fatte, guardate, in Gran Bretagna si è arrivati fino ad 800.000 vaccinati al giorno, 837.000 vaccinati al giorno, quindi si può raggiungere i 500.000 vaccinati nel nostro paese al giorno. Abbiamo richiesto
appunto i medici di base, le farmacie, e io ringrazio tutto il personale sanitario che anche in queste ore sta lavorando in maniera solidale, in maniera molto intensa, per continuare a vaccinare i veneti e diciamo tutti quanti i nostri connazionali. Dobbiamo puntare alla vaccinazione di tutti, ecco perché se qualcuno in questo momento ha ancora qualche timore nei confronti dei vaccini, io invito le persone a credere nel mondo della scienza, a vaccinarsi e a dire alle altre persone insomma in quale maniera si sente dopo essere vaccinati. Sono tutte persone che in qualche maniera hanno un sospiro di sollievo perché sanno di essere usciti da un momento difficile e possono affrontare la vita in un modo diverso. Ecco, l'importante, Ministro, che i vaccini arrivino puntuali, perché sennò la campagna poi insomma rischia un altro stop, li abbiamo già avuti, quindi la speranza è anche questa. Noi stiamo facendo il possibile. Io credo che la nostra macchina stia funzionando bene adesso e si vede perché esauriscono le dosi giornaliere che poi arrivano. È chiaro che mentre iniziamo in questa fase appunto della prima vaccinazione per molti, c'è anche la seconda vaccinazione, quindi le dosi vanno gestite da una parte e dall'altra, ma nel mese di aprile contiamo di avere tra gli 8 e 10 milioni di vaccini che arrivano nel nostro paese e poi a seguire ne arriveranno nel mese di maggio 20 milioni e così anche nel mese di giugno, e noi dovremo quindi raggiungere appunto per il secondo trimestre le 55 milioni di dosi promesse, e questo, ripeto, permetteranno di vaccinare milioni e milioni di veneti, ma non solo, di cittadini, e quindi insomma di vedere uscire. I dati della Gran Bretagna sono molto buoni, nel senso che dopo 3 mesi di vaccinazioni loro hanno raggiunto i 3.800-3.900 casi giornalieri e hanno avuto 2 giorni fa soltanto 19 morti, che sono sempre tanti, ma soltanto 19 rispetto ai nostri oltre 400. Quindi la strada da dover seguire è quella della vaccinazione e credo che in breve tempo inizieremo a vederne ottimi risultati. Le farei anche un'altra domanda. Il viaggio all'estero, c'è stata un po' di polemica, qualcuno dice non possiamo spostarci di regione ma possiamo andare all'estero per fare le vacanze, anche secondo le regole, ovviamente dobbiamo dirlo, perché chi torna poi insomma ha una quarantena. Date il buon esempio e rimanete a casa in questo momento, anche se le regole vi possono permettere di usufruire di qualche possibilità di passare qualche giorno. Date il buon esempio, lo diamo tutti quanti insieme, è il momento di tenere duro, di dare il buon esempio a tutti senza creare differenze e senza creare anche dei forti malumori, perché è chiaro, a tutti può sembrare strano come una persona possa andare all'estero per trascorrere qualche giorno. Ripeto, parliamo di poche centinaia di persone che prendono un aereo e prendono questa decisione. Ma come dire, è un puntino nero su un foglio bianco e il puntino nero su un foglio bianco si vede molto. Quindi io quello che posso chiedere è di pensare agli altri in questi momenti, togliersi ancora un po' di libertà, che chiaramente è difficile, ma ci sono tante persone che stanno soffrendo ancora, persone che si stanno ammalando ogni giorno, persone che hanno le attività in forte crisi. Dobbiamo ripartire in maniera molto veloce e poi far sì che parta la stagione turistica, che è chiaramente attesa da tantissime persone. Guardate, io sono della montagna, ho visto persa la stagione invernale e so quanta sofferenza ha portato nelle nostre valli dolomitiche, per cui dobbiamo ancora di più prestare la massima attenzione e cercare di far sì che tutti quanti, dando il buon esempio, possiamo uscire ancora in maniera più veloce da questa pandemia. E in più chiaramente c'è una forte preoccupazione di possibili altre varianti, quindi la vaccinazione deve essere completata in tempi molto brevi, con un'immunità di gregge molto molto alta, che ci permetta di poter chiudere insomma questa malattia in questo periodo così difficile. Un'ultima domanda, una Pasqua blindata, però una Pasqua rispetto all'anno scorso almeno con una speranza ormai? Sì, io rispetto all'anno scorso posso dire mio padre e mia madre sono vaccinati AstraZeneca. Mia moglie insegna, loro sono chiaramente ultra settantenni, mia moglie è insegnante, è vaccinata con AstraZeneca. In qualche maniera vicino a me sono l'unica persona della famiglia che non è vaccinata, perché aspetto il mio turno essendo una categoria non protetta, e chiaramente sento che si libera un incubo nelle persone a me care vicine, e immagino che vi siano
tanti cittadini del Veneto che iniziano ad avere il papà, la mamma vaccinati o le persone fragili vaccinate vicine e iniziano ad avere, a tirare, io credo, proprio un sospiro di sollievo pesante. Chiaramente manca ancora molto, ma l'anno scorso a quest'ora eravamo chiusi in casa senza vaccino, con difficoltà nell'approvvigionamento delle mascherine e con ancora tantissima incertezza. Oggi queste incertezze, queste nubi nere ci stanno dissolvendo all'orizzonte e ci permettono di guardare il futuro con maggiore serenità, però non dobbiamo abbassare la guardia. Anche in queste giornate, quelle in cui ci si potrebbe muovere per poter trovare il papà, la mamma, le persone a noi vicine, io chiedo la massima attenzione, perché ci sono ancora molti asintomatici che possono portare la malattia e mentre si è a pranzo insieme è difficile pensare che ci sia tutta quell'attenzione con le mascherine e non con le mascherine, si stanno ore insieme, per cui veramente ancora la massima attenzione per portare minori sofferenze possibili. Poi torneremo finalmente a non avere più la mascherina in mano, io ce l'ho sempre a portata di mano, e torneremo finalmente a poter abbracciarci, a sorriderci e avere una vita di nuovo normale. Grazie davvero, grazie Ministro. Intanto buona Pasqua. A voi tutti buona Pasqua, io vi ringrazio come sempre per il lavoro che fate, ringrazio le vostre famiglie e appunto io ringrazio tutti i veneti perché stanno dando il buon esempio. Dobbiamo continuare a vaccinarci e a vincere questa nostra guerra contro il coronavirus. Grazie davvero Ministro, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Dunque avete sentito, insomma, una Pasqua sicuramente con la speranza, visto le vaccinazioni che sono iniziate, che stanno continuando, che continueranno davvero tutti i giorni senza saltarne uno. Adesso sono arrivate anche le dosi, per cui insomma si tira un respiro di sollievo anche da questo punto di vista. Io vedo collegato però già sul mio schermo il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e a tutti i vostri telespettatori. Dunque sindaco, abbiamo parlato con il ministro, una Pasqua blindata, una Pasqua in zona rossa, anche se noi ci spingiamo verso la zona arancione ormai fra pochi giorni, però una Pasqua insomma con una speranza in più quest'anno rispetto all'anno scorso. Sì, guarda, sono appena tornato da un giretto che ha fatto Jesolo Lido per verificare. Diciamo che c'è rispetto alle ultime domeniche un po' di gente in più, perché ovviamente saranno le persone delle seconde case che possono venire, però tutto il resto mi sembra abbastanza normale, un po' triste direi purtroppo, perché siamo abituati alle Pasque da noi a Jesolo con tanta gente, i primi turisti, i primi stranieri che arrivano, e purtroppo dobbiamo aspettare speranzosi che almeno per i primi di maggio si possa partire quasi normale. Ecco, l'importanza ovviamente per le zone balneari è proprio per l'estate, che insomma si spera che prima dell'estate sia vaccinato, non dico insomma l'intera popolazione, ma una gran parte di popolazione, vaccini permettendo, e insomma di poter tornare veramente a respirare un'aria diversa. Ecco, c'è bisogno soprattutto per gli albergatori, i ristoratori in primis, perché lo ricordiamo, in zona arancione comunque loro purtroppo ristoratori, i baristi dovranno comunque continuare con l'asporto. Sì, noi diciamo ci siamo dati una data tra le varie associazioni che è verso il 10 massimo 15 maggio. Per quanto riguarda le vaccinazioni ci siamo già attrezzati, perché oltre al solito Pala Invent che stiamo vaccinando non solo gli isolani ma anche i comuni limitrofi, abbiamo organizzato un'altra struttura che partirà giovedì 8, quindi la prossima settimana, con i medici di base, e non solo. Le associazioni di categoria hanno già preso contatti con l'ASE, quindi stanno chiudendo anche una programmazione per vaccinare tutti i stagionali che arriveranno da maggio in poi, e quindi è una struttura molto ampia, una palestra nuova tra l'altro appena ristrutturata, con un grande parcheggio esterno, quindi non in mezzo alla città, e quindi noi siamo pronti. Ovviamente noi siamo una realtà abbastanza piccola rispetto alle grandi città, ma comunque se i vaccini arrivano, come da quello che si sente e si legge dovrebbero arrivare sufficientemente, direi che sicuramente per
primi di maggio Jesolo avrà vaccinato non solo tutti i cittadini, ma anche tutti gli operatori turistici che lavorano, camerieri, bagnini, cuochi, tutti. Quindi noi ci siamo. Ecco, l'anno scorso insomma c'erano poche speranze, in realtà poi sono arrivati turisti stranieri, quest'anno si spera davvero che arrivino. Sì, diciamo l'anno scorso abbiamo avuto luglio e agosto e anche prima parte di settembre ottimi, quindi abbiamo capito che nonostante tutto i stranieri, soprattutto quelli di lingua tedesca, ci vogliono bene e amano la nostra località e quindi quest'anno loro sono per fortuna un po' più avanti anche con le vaccinazioni, quindi li aspettiamo sicuramente più numerosi dell'anno scorso e come dicevo prima noi siamo pronti ad ospitarli. Sentivo il Presidente dell'AIA che fra i primi di maggio apriranno quasi tutti gli alberghi, quindi ci siamo. Ecco, quindi appunto lì a Jesolo è tutto già predisposto, camping, albergatori, tutto sta partendo tutto insomma per essere pronti proprio per maggio. Sì, manca una cosa che è la spiaggia, ma credo che a breve, quindi spero già la prossima settimana, avremo il via dalla regione perché dobbiamo attendere ovviamente il via, perché per attrezzare la spiaggia non ci si mette 2 giorni, ma ci vogliono almeno 3 settimane e quindi per poter essere pronti per i primi di maggio bisogna che al massimo 10 aprile possiamo avere tutto a posto per poter partire quei lavori, non solo il ripascimento che sta andando avanti, ma bisogna attrezzare con gli ombrelloni, i lettini, messe di sicurezza, i distanziamenti, tutte queste cose qua che appunto ci vuole tempo. Ecco, ovviamente adesso è un po' presto, però insomma ha qualche già sentore di qualche prenotazione, soprattutto dall'estero? Sì, guarda, ho un dato fresco di alcuni giorni fa del nostro campeggio che è pluripremiato tutti gli anni, in cui è socio col 51% con il comune di Jesolo e poi le associazioni albergatori e l'ASCOM. Mi diceva il presidente che appunto 2 o 3 giorni fa hanno già prenotazioni pari all'87% della capienza e che sono quasi tutti stranieri perché là lavorano prevalentemente con austriaci, tedeschi, pochi italiani e svizzeri, quindi è un ottimo segnale di speranza che fa ben sperare anche per gli alberghi. Ecco, e questa Pasqua lì in zona balneare come sarà? Ma sarà una Pasqua un po' bruttina, diciamo, perché come dicevo prima siamo abituati appunto ad avere tanta gente. Potranno venire solo le persone che hanno la seconda casa, che sono comunque tante, e quindi mi auguro che queste persone rispettino quelle che sono le norme, che ne parliamo tutti i momenti, avete ricordato anche voi prima, ma io sono convinto che ormai tutti le conosciamo e quindi ci saranno sicuramente dei controlli da parte della polizia locale, ma direi che ormai mi auspico che non sia necessario fare delle sanzioni, delle multe eccetera, quindi un invito sicuramente a chi viene di fare le passeggiate, però di rispettare quelle che sono le norme, non è che noi siamo là col mitra puntato per fare le sanzioni, vogliamo solo che venga rispettato per il bene di tutti ovviamente, non solo delle nostre attività ma anche per le persone, per la salute e per tutto il resto. Ecco, Sindaco, lo chiedevo anche al Ministro prima, c'è stata un po' di polemica sulla decisione di autorizzare i viaggi all'estero e qualcuno dice possiamo andare all'estero, non possiamo però cambiare regione, non possiamo spostarci dal comune se non per le seconde case. Lei di questo che cosa pensa? Beh, sicuramente sono d'accordo anch'io, perché ovviamente è un trattamento diverso che non va bene. Sì, ho letto anch'io delle dichiarazioni che hanno fatto soprattutto gli albergatori, ma non solo, quindi probabilmente avere le stesse regole per tutti è importante, perché ovviamente l'economia e soprattutto quel settore, io credo che il settore appunto dell'alberghiero, della ristorazione, dei bar e quello degli spettacoli, dell'arte siano sicuramente, secondo il mio punto di vista, i settori più colpiti e quindi non è giusto trattare in modo diverso. Poi sentivo parlare il Ministro dei ristori, dei risarcimenti, ma io anche per il lavoro che faccio sono veramente poca cosa rispetto alle perdite che hanno avuto queste attività. Lo so che purtroppo il nostro bilancio nazionale non permette di fare di più, però diciamo bisogna far sì che queste attività prima possibile riescano, ovviamente rispettando le regole, a aprire. Quindi
diciamo, io non sono ovviamente un albergatore o un ristoratore, ma è difficile per loro, e io capisco, comprendere perché ci possa essere una coda. Magari ieri sono andato al mercato alla frutta e verdura, c'era gente che rispettava, però c'era tanta gente e uno al ristorante, rispettando le norme, non possa andare. Cioè, è difficile certo comprendere queste cose. Ecco, Sindaco, se rimane con noi le farei vedere il servizio, la voce un po' dei ristoratori, perché ovviamente seconda Pasqua in zona rossa, però le difficoltà per i ristoratori sono aumentate rispetto a un anno fa. Sentiamo un attimo le loro voci, poi ci torniamo qui in studio. Come vi state organizzando per questa che è la seconda Pasqua in lockdown in zona rossa? Stiamo facendo in pratica una copia di quello che è successo a Natale. Ci stiamo organizzando con i nostri clienti, abbiamo fatto un menù, l'abbiamo mandato e poi chi vuole verrà a ritirarlo e chi vuole lo consegneremo a casa e cercheremo di fare la Pasqua in questa maniera. E che cosa prevede il vostro menù? Qual è il piatto che non può mancare? Beh, a Pasqua non può mai mancare l'agnello, quindi assolutamente. Poi l'asparago, che adesso è cominciato, per cui dalle asparagi e uova, è abbinato ai primi, agli antipasti, marinati. Stiamo facendo dei piatti comunque tipici della Pasqua, chiaramente, però che siano forse un po' più comodi per asporto, perché chiaramente bisogna calcolare anche che asporto, cioè non so, puoi fare i tortellini brodo, insomma, chiaramente. Speriamo bene, perché non ci sono molte aspettative di vendita, penso che si andrà peggio dell'anno scorso. Rispetto alla Pasqua tradizionale, che calo c'è stato, insomma? Direi il 100%. Noi siamo nati come take away e oltre che come ristorante, quindi noi sostanzialmente siamo sempre stati organizzati per il delivery. Abbiamo il nostro menù alla carta e quindi uno può scegliere il piatto e lo consegniamo pronto sostanzialmente. Speriamo che si venda qualche cosa, si porta via qualche cosa, perché in questo momento qua di pandemia sotto zero, ma io penso che non facciamo anche il 30-35%. Sindaco, ha sentito, si cerca in qualsiasi maniera, però insomma si capisce, insomma. Io ho l'occasione di parlare con diversi appunto attività che sono qua sul litorale, a Jesolo, diciamo sì, stanno cercando in qualche modo di coprire le spese ma con l'asporto, ma io credo che è difficile per loro coprire anche le spese. Probabilmente tanti aprono anche per non farsi prendere dalla malinconia o disperazione, peggio ancora, perché sicuramente stare un anno, più di un anno fermi, oltre appunto comunque certe spese vanno avanti lo stesso. Soprattutto le attività che sono in affitto devono comunque pagare gli affitti, dopo ci sono dei proprietari ovviamente comprensivi che magari hanno fatto dei sconti, addirittura ne conosco qualcuno che fin tanto che l'attività è chiusa non si fa pagare l'affitto, ma però sono pochi, ci sono anche chi giustamente ha altri problemi e quindi pretende l'affitto, ma diciamo che sono tutte attività allegate ovviamente al nostro turismo, almeno da noi, e quindi arrivando i turisti come parlavamo prima, e auspico che arrivano per maggio, sicuramente anche queste attività avranno possibilità, spero, di recuperare in parte le perdite che hanno subito quest'anno, perché, ripeto, i ristori, i rimborsi che sono arrivati sono veramente, veramente pochi. Ecco, fra l'altro, Sindaco, si sa che con il decreto Covid fino a fine aprile è una situazione che rimarrà assolutamente uguale, quindi non c'è speranza, insomma, di qualche nuova apertura. Sì, purtroppo più di qualcuno sperava almeno da metà aprile, eccetera, perché abbiamo comunque il 25 aprile che di solito è frequentantissimo, adesso vediamo il 1° maggio, perché anche il 1° maggio è una festa che almeno a Jesolo queste attività lavorano tantissimo. Vediamo, non si sa. Intanto fino al 30 aprile saremo arancioni. La speranza era di fare almeno le ultime 2 settimane di aprile gialle, però probabilmente è giusto così, hanno deciso così, perché l'emergenza sanitaria non è finita, però è sicuramente una battaglia dura che affrontano queste attività.
Sindaco, la ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, grazie, buona Pasqua. Grazie altrettanto, buona Pasqua a voi e a tutti i vostri telespettatori. Grazie Sindaco. Ed ora ci fermiamo ancora per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo di nuovo qua in studio e sempre in diretta. Siamo tornati nuovamente in diretta qua in studio ed ora una notizia che arriva da Padova. Era positiva al Covid-19, ma invece di stare in quarantena continuava a visitare i suoi pazienti nel suo ambulatorio dentistico, fino a che un paziente ha segnalato la vicenda alle autorità e così è scattato un controllo. I carabinieri del NAS hanno quindi posto i sigilli allo studio medico di una dottoressa a Mestrino. Tutta la documentazione poi è stata sottoposta all'autorità giudiziaria, che ora dovrà valutare anche se ci sono gli estremi per procedere contro la dottoressa per il reato di epidemia colposa. E dunque avete sentito, ne abbiamo parlato finora in diretta, alcune categorie potranno riaprire, altre no, quindi una timida boccata d'ossigeno il passaggio all'arancione per il mondo del commercio trevigiano, ma serve di più. È il passo per il giallo, è il passo per un'estate che sarà un'estate sicuramente più libera, ma ciò che serve è dare prospettive. È un mezzo passo verso la normalità, ma serve di più, molto di più, in termini di sostegno, di liquidità e supporto delle banche. Lo dice da mesi Federico Capraro, presidente dei commercianti trevigiani, e lo ripete anche ora con la prospettiva di un aprile perlomeno arancione. Quando tu da 13 mesi spendi più di quello che incassi e non hai la prospettiva nei 13 mesi successivi di poter incassare di più di quello che spenderai nella misura che ti permetterà di recuperare quello che hai perso, tecnicamente tu sai già di non potercela fare. Da qui l'out-out al governo Draghi, verso cui lo stesso mondo del commercio trevigiano aveva riposto fiducia. Mentre metà dei nostri amministratori e dei nostri politici si occupano della questione sanitaria, bene, l'altra metà si occupi della questione economica. Chi ha perso del tutto la pazienza sono le partite IVA scese in piazza nel pomeriggio a Verona, mondo del fitness, commercio, servizi, sigle autonome nate in questi mesi, tra gli organizzatori Iuri, titolare di una palestra a Masera. Noi siamo da un anno chiuse, un anno, e comunque i contagi, chissà come mai, sono sempre, anzi aumentano addirittura, ma allora c'è qualcosa che non va. Allora il governo si deve fare una domanda e non deve colpire solo i piccoli imprenditori. Rosso-arancione, il colore poco importa, martedì si va a Roma per un ultimo appello. Se niente cambia fino il 6 che noi andiamo a Roma a riprenderci la nostra dignità e i nostri diritti, noi il 7 riapriamo contro le regole. Avete sentito, ovviamente l'esasperazione ormai è tanta, la stanchezza è tanta, non ci sono più risorse, c'è proprio la volontà di riaprire nonostante i decreti, nonostante i DPCM, perché ormai dicono la misura è arrivata al limite, molti, e quindi dicono non ce la facciamo più. Ci colleghiamo adesso con Roberto Conognato, presidente della FIN di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Presidente. Dunque Presidente, ha sentito, sono tutti ormai l'esasperazione e voi ancora di più, siete la categoria insieme a tutto il mondo dell'intrattenimento che purtroppo continua a rimanere chiuso. Sì, siamo assolutamente penalizzati in maniera incredibile e inspiegabile. Come già detto in tante occasioni anche da chi poco fa ha parlato per conto delle palestre, la situazione in cui viviamo è paradossale perché siamo presidi per la salute. I nostri impianti sportivi sono ambienti in cui si cura la salute delle persone, si cura il benessere delle persone, la crescita di difese immunitarie, il benessere di giovani, persone adulte, persone anziane, persone disabili. Lavoriamo in regimi di sicurezza, con protocolli di sicurezza che garantiscono di evitare assembramenti, distanziamenti, igienizzazione, tutto quanto secondo tutti i crismi per l'attenzione maggiore e il benessere e sicurezza di tutte le persone. Nonostante ciò rimaniamo le uniche attività che rimangono ancora ferme, malgrado tutto il resto
sia ancora attivo, sia pur con qualche limitazione funzionante, noi siamo chiusi e siamo senza aiuti, senza supporto di nessuno, e tutti i nostri appelli sono stati finora inascoltati, anche cambiando governo. Ecco, lei non so se ha visto nei giorni scorsi dal Veneto, ma anche in tutta Italia, gli imprenditori, anche parrucchieri, estetiste, tutti sono scesi in piazza e dicono basta, ormai siamo arrivati al limite, noi comunque se continua così riapriamo. Sì, il segnale di questo tipo c'è in qualche modo anche nel nostro settore. L'esasperazione porta, ma come ci sono già state anche nei mesi scorsi, discese in piazza e proclami sia della nostra federazione che delle associazioni di categoria di tutto il mondo degli imprenditori dello sport, ma sembra che malgrado tutte le proteste e le iniziative anche per collaborare nei tavoli in cui si possono fare le scelte e le valutazioni siano state inascoltate. Si pensi che lo sport sia solo qualcosa da ricordare per i successi dei nostri campioni, non ultimi quelli di Federica Pellegrini ieri, che si è qualificata per la 5ª Olimpiade, ma ci si ricorda di loro solo in queste occasioni. Per il resto lo sport è considerata attività accessoria. Noi in tutte le possibili situazioni abbiamo portato avanti istanze, abbiamo avviato tavoli di collaborazione molto proficui sia con la Regione che con l'ANCI territoriale e nazionale, ma ciò nonostante la stessa ANCI si trova inascoltata anche a livello nazionale nei rapporti col governo per difendere quella che è l'esigenza di dare vita ad un settore che è bloccato da tanti mesi inutilmente, perché questo non aiuta a difendere dalla diffusione di contagi, anzi gli impianti sportivi sono ambienti in cui si fa prevenzione. Fra l'altro, insomma, dobbiamo sottolinearlo, l'attività fisica è fondamentale, l'abbiamo detto anche proprio di recente in una di queste dirette con un medico proprio di medicina sportiva che diceva, insomma, è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui la gente poi è costretta a rimanere a casa, l'attività fisica sarebbe fondamentale. È fondamentale per la salute fisica e mentale delle persone a qualunque età, a qualunque livello. I giovani hanno particolarmente bisogno di fare attività sportiva, di fare attività motoria, ma allo stesso modo ne hanno bisogno i ragazzi con disabilità, ne hanno bisogno le persone adulte, ne hanno bisogno le persone anziane, che nell'attività motoria, anche l'attività in piscina, trovavano una panacea per tutti i loro malesseri, per tutte le loro magagne, potendo fare un'attività fisica che li faceva sentire bene, li faceva socializzare, evitando qualunque tipo di rischio, di trauma, e tante persone sono ricorse a attività fisiche di tipo spontaneo, mentre quello che è importante è che queste attività spontanee siano gestite come attività accessorie, ma che la prevalenza dell'attività sia fatta in strutture organizzate con personale qualificato, in ambienti controllati. Lo dicono luminari, lo dicono tutti, però nonostante ciò sembra che ci si ricordi dell'utilità dell'attività sportiva solo nei proclami, in qualche documento, in qualche protocollo, in qualche studio, in qualche relazione, ma quando è ora di dire gli impianti sportivi possono essere aperti, le piscine possono aprire in regime di sicurezza perché sono stati fra le strutture che hanno garantito i maggiori protocolli di attenzione, di cautela per gli accessi e per il tracciamento delle persone, siano stati del tutto inascoltati. Ecco, Presidente, fra l'altro situazione che rimarrà tale e almeno fino a fine aprile. Sì, sicuramente sì, e questo è ancora più paradossale in un momento in cui anche in questi mesi, da ottobre, che siamo tutti quanti chiusi, è proseguita l'attività agonistica, per fortuna almeno quella, per gli atleti che si stanno impegnando quotidianamente nei loro allenamenti, magari in condizioni proibitive, con temperature del tutto inadeguate, con situazioni di disagio notevole, ma comunque hanno avuto la fortuna di poter proseguire l'attività con continuità, di gareggiare anche con regolarità, seppur con le limitazioni, ma in regimi di sicurezza, con protocolli rispettati, e si è confermato ulteriormente che non c'è stata nessuna diffusione di contagi, che l'attività sportiva si può fare in assoluta sicurezza, e anche questi mesi ci hanno ribadito che l'attività sportiva è un presidio per la salute, per il benessere delle persone,
e tutte le esigenze degli impianti sportivi devono essere ascoltate. Bisogna procedere al più presto alla ripresa delle attività, perché è una necessità per i cittadini, per le persone, è una necessità anche per la sopravvivenza delle società sportive che non hanno più nessuna capacità di sostenere ulteriori periodi di chiusura. Aiuti non ne hanno avuti, hanno avuto solo delle briciole che non aiutano minimamente a sostenere la sopravvivenza delle strutture sportive, e rischiamo che quando daranno l'autorizzazione a riaprire la gran parte degli impianti saranno costretti nel giro di pochi mesi a chiudere perché sono andati in fallimento. Ecco Presidente, infatti lei lo stava dicendo adesso, ristori pochissimi e fra l'altro tutti i locali, palestre, centri che si erano anche attrezzati proprio per poter aprire, per cui avevano anche avuto costi come un po' tutti, però costi aggiuntivi, adesso si trovano però, continuano a rimanere chiusi. Fra l'altro dicevano anche le persone, insomma, difficilmente si vedono assembramenti in un museo o assembramenti in una palestra proprio o in un centro sportivo. Assolutamente. Tutti i nostri impianti, tutte le nostre piscine hanno fatto investimenti importanti sia per interventi di sanificazione che per le dotazioni di sistemi di controllo e monitoraggio delle presenze, di registrazione di tutti gli accessi. Siamo fra le poche realtà come impianti sportivi che hanno il tracciamento costante di tutte le persone che accedono e quindi rispettano quelli che sono i parametri di assembramento negli impianti sportivi, e con questi investimenti che hanno garantito ulteriori elementi di sicurezza oltre a quelli che erano già i presupposti igienico-sanitari previsti dalle normative delle piscine da sempre, sono stati ulteriormente implementati durante l'emergenza Covid. Malgrado tutti questi investimenti, queste spese, siamo ancora rimasti fermi, siamo rimasti al palo, mentre altre attività commerciali, che è giusto che siano aperte, che diano i loro servizi, continuano l'erogazione delle loro attività. È un paradosso che non ha assolutamente nessun senso, proprio perché noi curiamo la salute delle persone. È come se in questo momento si chiudessero gli ambulatori, gli ospedali, dicendo che è pericoloso perché ci possono essere assembramenti. Noi siamo ambienti che curano la salute delle persone. Dobbiamo essere aperti per svolgere il nostro servizio pubblico per il benessere delle persone. Ecco Presidente, abbiamo visto che c'è stata qualche iniziativa, insomma qualche palestra, qualche titolare centro sportivo, insomma è sceso in piazza per protestare. Ci saranno ulteriori iniziative qualora insomma si decidesse di continuare a non riaprire insomma le vostre attività? Sì, iniziative ce ne sono a tutti i livelli, sia sul territorio regionale che a livello nazionale, sia con dimostrazioni che con istanze. L'ultima istanza è stata presentata anche dai gestori delle piscine bellunesi, che insieme hanno scritto ai parlamentari della loro provincia per richiamare l'attenzione su quali sono le problematiche. Tutte le nostre associazioni di categoria hanno fatto documenti, esteso documenti che hanno presentato e sottoposto istanze a tutti i livelli, sia in ambito territoriale che in ambito nazionale. Non escludiamo iniziative di piazza, anche se vediamo che anche quelle che abbiamo fatto nel recente passato sono passate del tutto inosservate, del tutto inutili, perché comunque rimane la prevalenza di una logica. Come elemento di prevenzione si dice si sta chiusi, si rimane chiusi e non c'è nessun elemento di mediazione rispetto a questo tipo di approccio. Non se ne capisce la ragione, ahimè, ma questa è la realtà in cui noi stiamo vivendo da tanti mesi e inascoltati. Sembra che in qualche modo passi di più il messaggio che gli impianti sportivi sono strutture pericolose invece che luoghi per la salute delle persone di tutte le età. Presidente, non c'è rassegnazione ovviamente, anzi. Siamo abituati come società sportive, come soggetti che curano poi anche la preparazione agonistica dei giovani e dei meno giovani, a essere lottatori, a cercare di essere in qualche modo attivi, proattivi, a cercare soluzioni, a cercare di
arrangiarci con le nostre sole forze, quindi la rassegnazione è l'ultima delle cose. C'è molta rabbia, c'è molto malessere, c'è molto sconcerto, sconforto, in certi momenti anche disperazione, perché malgrado tutta la forza di volontà, la tenacia, la passione che ci mettono le società sportive con i propri dirigenti, con le proprie famiglie, i tecnici, gli atleti, tutti coloro che gravitano intorno al mondo degli impianti sportivi, comunque c'è il timore che questa prolungata e questo protrarsi infinito e indefinito come termine della nostra chiusura porti in qualche modo all'incapacità di trovare ulteriori risorse e ulteriori possibilità di indebitamento che hanno fatto in questo tempo le nostre società. Presidente, un po' una provocazione: si può andare all'estero ma non si può andare in palestra? Presidente, mi sente? Non mi sente più il Presidente? C'è stato un problema di audio in questo momento. Presidente, lei riesce ancora a sentirmi? Niente, vediamo se riusciamo a ripristinare. Intanto vi ricordo, importante, che Pasqua, come vi avevo anticipato, sarà una Pasqua insieme, una giornata da passare proprio insieme, una Pasqua resa complicata dal Covid e dalle restrizioni. Proprio per questo Antenna 3 domani non vi lascia soli, dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la Santa Messa la nostra diretta, dove non mancheranno vere e proprie sorprese fino al telegiornale di Treviso, ve lo ricordo, alle 19:30 della sera, ma i veri protagonisti potrete essere voi con i vostri messaggi video e auguri al numero 0422 162 8332, potrete chiamarci in diretta, mentre al 351 17 55 340 potrete mandare invece i messaggi e i video di auguri. Ed ora vedo invece, intanto ringraziamo, non siamo riusciti più a ricollegarci con il presidente Conognato della FIN di Treviso, quindi comunque lo ringraziamo davvero perché ci ha portato la testimonianza della loro esasperazione, disperazione, insomma, perché come sapete rimangono ancora chiusi e la speranza, insomma, che andando avanti con i mesi, maggio almeno si spera che qualcosa possa cambiare, altrimenti, come ha detto il Presidente, il rischio davvero grande è che la maggior parte poi di loro non possa più riaprire. Adesso invece ci colleghiamo da Padova con la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno Daniela, per raccontarvi piuttosto di un odioso fatto di cronaca che è avvenuto nella notte qui a Padova, con la devastazione del cimitero dell'Arcella, che diciamo è il secondo cimitero più grande qui a Padova dopo il cimitero Maggiore. Purtroppo nella notte c'è stato un raid vandalico, delle persone sono entrate scavalcando il muro del Camposanto e hanno devastato tombe, spezzato croci, strappato fiori e rotto dei vetri. Il cimitero attualmente è chiuso, ci ha detto l'assessore ai servizi cimiteriali, che era lì sul posto questa mattina insieme al vice sindaco e l'assessore alla sicurezza, che il cimitero resterà chiuso tutto il giorno per consentire i rilievi della polizia scientifica, che questa mattina è arrivata subito dopo la segnalazione di un signore che è andato al cimitero per portare dei fiori e si è trovato davanti appunto questa devastazione. Quindi ci sono i rilievi in corso, ma domani mattina il cimitero sarà di nuovo aperto e quindi ritornerà visitabile per tutti i parenti che vogliono portare un fiore sulla tomba dei propri cari. Ci sono appunto al lavoro la polizia con la polizia scientifica, ma anche i vigili, per cercare di capire e soprattutto di vedere se le telecamere di videosorveglianza sono riuscite ad immortalare quanto è accaduto questa notte, anche se purtroppo sembra che i vandali, prima di compiere lo scempio, si siano accaniti anche sulle telecamere per impedire che
riprendessero la scena. Un particolare che ci sentiamo di dire, soprattutto di portare all'attenzione dei telespettatori, è che non sono state profanate le tombe. Questo insomma cambia di poco la sostanza di questo atto vandalico davvero odioso, ma insomma è un aspetto piuttosto importante. Quindi le tombe sono state rotte ma non sono state profanate, non ci sono nemmeno scritte con riferimenti religiosi, politici o satanistici, quindi non ci sono scritte particolari. Molto probabilmente si tratta appunto di un atto vandalico di un gruppo di ragazzi, di persone che si è introdotto nella notte al cimitero. Queste appunto sono le prime immagini. Ecco Valentina, ci dicevi giustamente un atto assolutamente odioso e soprattutto poi insomma di certo in un momento oltretutto di grande difficoltà come questo, di certo è già grave di per sé, insomma è ancora più grave adesso. C'è un'idea di chi può essere stato? Gruppi di ragazzini, non ci sono stati furti, solo proprio la rottura? Assolutamente, questo è l'aspetto più, diciamo, particolare. Non ci sono stati furti, c'è stato proprio un accanimento, una voglia di rompere, di spaccare. C'erano un tappeto, chi ha visto, perché il fiorista ci ha raccontato che ha parlato proprio con il signore che ha dato per primo l'allarme, un tappeto di vetri, quindi rotti i vetri delle foto, spezzate il marmo delle lapidi, strappati i fiori, quindi una voglia di distruggere, di devastare questo luogo, quindi non tanto per un aspetto politico, religioso, ma proprio una voglia di fare una bravata, che anche se bravata mi sembra un termine molto riduttivo per descrivere questo gesto odioso che non rispetta né le persone morte ma anche i familiari, insomma, che vedono insomma, danneggiate le tombe dei propri cari. Ecco, noi siamo riusciti anche a sentire, infatti ve lo vorremmo proporre, un testimone oculare, perché la prima segnalazione in realtà è arrivata a tarda notte, verso mezzanotte e mezzo, quando un residente dell'Arcella ha sentito dei rumori che però provenivano dall'adiacente campetto di calcio che si trova proprio all'interno del campo del parco Milkovic, che è attaccato al Camposanto, e lui ha sentito dei rumori e sentite cosa ci ha raccontato. Siamo in grado di proporvi questa intervista ad un testimone oculare. Stanotte hai notato qualcosa di particolare? Il primo allarme l'hai dato tu? Sì, in realtà ho notato verso mezzanotte, ho sentito degli schiamazzi qui provenienti dal Milkovic e non so, dato più di tanto peso, ho immaginato fossero dei ragazzini che avevano voglia di starsene fuori, anche se non è esattamente, diciamo, non risponde a quelle che sono insomma le indicazioni, non ci ha dato peso. Ho chiamato la polizia però verso mezzanotte e mezza, quando ho sentito dei rumori metallici fortissimi, e mi sono accorto anche con un mio vicino che avevano scaraventato a terra le porte, una porta del campo da calcio della polisportiva. Quindi prima del cimitero si sono accaniti con il campetto da calcio? Ma suppongo che la devastazione al campo sia stata fatta dopo il raid in cimitero. Quindi fuggendo, probabilmente sono fuggiti verso via d'Avanzo e fuggendo sono passati per il campo, sono andati probabilmente come avete rilevato, sono andati a ripulirsi agli spogliatoi del centro sportivo e hanno devastato il campo prima di andarsene. Ecco, quindi avete sentito non solo danni al cimitero ma anche al campo da calcio e alla polisportiva che è proprio lì vicino. Molto probabilmente quando sono scappati questi vandali sono andati, come ci ha raccontato questo ragazzo che abita vicino e che ha chiamato la polizia intorno a mezzanotte e mezzo, sono andati a ripulirsi dopo lo scempio compiuto in cimitero. Di sicuro insomma una vicenda che farà discutere, insomma, su cui stanno concentrando le indagini della polizia. Ecco Valentina, ti rubo proprio un altro secondo per chiederti, insomma, cambiando un attimo solo argomento, com'è insomma la situazione lì a Padova? Una Pasqua, l'abbiamo detto, insomma, blindata, ma comunque insomma già la buona notizia è di passare in zona arancione.
Sì, infatti Pasqua ovviamente blindata con le restrizioni che abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, ma comunque con la speranza di ripartire dalla zona arancione martedì, quindi con mercoledì con le scuole che riapriranno e insomma si cerca di piano piano di vedere una svolta anche soprattutto per quanto riguarda la campagna vaccinazioni. L'USL 6 ha fatto sapere che dovrebbero riaprire le prenotazioni per quanto riguarda le vaccinazioni dei settantenni, quindi con una nuova campagna, con un nuovo slot di prenotazioni dalle prossime ore, e speriamo appunto che si sistemino, inizino a calare i contagi, perché purtroppo a Padova di fatto resta una delle città con il più alto numero di contagi rispetto alle altre città del Veneto. Grazie davvero Valentina, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata anche a te. Dunque continuiamo e rimaniamo però a Padova, perché il coronavirus non ha fermato invece i trapianti dell'azienda ospedaliera di Padova, 329 quelli effettuati nel 2020, un numero sovrapponibile a quello dell'anno precedente, quindi nonostante l'ospedale fosse in prima linea nella pandemia, nessuno dei pazienti si è contagiato. Attenzione, dedizione, professionalità e grandi capacità. Non si sono mai fermate le equip di professionisti impiegate nei trapianti all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. 329 quelli eseguiti nel 2020, con dei record in Italia, in quelli di cuore 37 e di rene da vivente 45. Un impegno corale di tutta la sanità padovana che con fierezza racconta come nessun paziente trapiantato sia stato contagiato dal Covid in quest'anno difficilissimo. Un fiore all'occhiello per la sanità di tutto il Veneto. I programmi di donazione sono programmi regionali, addirittura poi abbiamo anche dei programmi nazionali, ma voglio dire prevalentemente parliamo della regione Veneto, quindi noi il donatore possiamo averlo da un ospedale che non è Padova, quindi è fondamentale. Quindi possiamo dire certo che è un'eccellenza di tutta la regione. L'impegno c'è, si potrebbe però fare addirittura di più. Il 30% delle persone infatti non è donatrice. Un gesto semplice, la risposta sì alla domanda dell'addetto all'anagrafe. Tutti possono essere donatori, anche gli anziani, ricordano i professionisti. Abbiamo cercato e stiamo cercando di fare in modo che questa eccellenza possa veramente continuare a lavorare, così come ha fatto in quest'anno bruttissimo con la presenza appunto del coronavirus. Siamo riusciti a mantenere gli stessi numeri del 2019 e iniziamo un 2021 con una speranza di poter mantenere anche per il 2021 i dati del 2020. È importante però che ci sia lo spirito della donazione, quindi l'appello che facciamo è donate quando potete, perché un organo può veramente salvare la vita ad un'altra persona. Ed ora una notizia che arriva da Cortina, a parlare il sindaco di Cortina Ghedina. La deroga sulle seconde case fa presagire un assalto in molte località venete, dal mare alla montagna. Ci attendiamo, conferma il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, un weekend un po' più lungo con una serie di deroghe alla zona rossa che sicuramente favoriranno gli spostamenti e gli arrivi nelle seconde case. È prevista anche un'intensificazione dei controlli sulle strade di accesso alla Conca. L'invito resta quello di rispettare ovviamente tutte le regole a tutela della salute di tutti, come insomma ha detto anche il sindaco poi di Jesolo che abbiamo sentito prima. Ci saranno i controlli, l'importante è rispettare sempre le regole, perché purtroppo il virus ancora c'è, lo abbiamo detto più volte, e non abbiamo passato assolutamente la fase di emergenza. L'importante per tutto il Veneto è quello di continuare a rimanere in zona arancione. Dovremo passarci già da martedì, per cui insomma questa è la speranza. Il test, l'abbiamo ribadito più volte, ce l'hanno detto anche dalla regione, sarà proprio questo weekend pasquale con Pasqua e Pasquetta. Fondamentale è rispettare le regole ed evitare insomma le cene con parecchie persone, tante persone nelle case, perché
si potrebbe rischiare, si spera di no, che i contagi possano continuare ad aumentare. Questo poi significherebbe davvero tornare indietro. Queste sono cose importanti. Però siamo rimasti a Padova, rimaniamo ancora a Padova, perché raccontiamo adesso e raccontiamo ogni giorno in realtà l'evoluzione della pandemia nella città, tutte le città e quella di Padova compreso. Oggi vi proponiamo quest'anno di emergenza vista dagli occhi di una ragazza. Anna ha 20 anni e frequenta il primo anno di università a distanza. I suoi progetti e i suoi sogni erano altri, ma hanno dovuto fare i conti con il coronavirus a tutte le sue pesanti restrizioni. Quindi sentiamo come la sta vivendo Anna. Io pensavo di poter vivere i miei 20 anni tranquillamente in libertà e a contatto con tutte le nuove persone che volevo, e non avrei mai pensato di dover conoscere i miei compagni soltanto su Zoom, su una piattaforma, e quindi non poterci mai entrare veramente a contatto. Pensavo che sarei stata libera di mettere piede nella mia università per la prima volta nella vita, e invece a tutt'oggi non sono ancora riuscita ad entrare e a vivermi l'esperienza dell'università. È il dolore di un'intera generazione quello che esprime Anna, che ai suoi 20 anni pensava di viverli in modo diverso. Iscritta al primo anno di design del NABA, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, Anna doveva essere lì da ottobre e invece è ancora a Padova, chiusa in casa dal Covid. Stando rinchiusi in queste 4 mura di casa, è difficile continuare, è difficile avere obiettivi e porsene di nuovi, perché ovviamente sei qua, sei nella tua casa, sei con i tuoi genitori, sei tranquillo, magari non hai voglia, non trovi più la voglia di scoprire il mondo, perché conosci soltanto quello che hai sempre conosciuto e quindi non fai nuove esperienze. Tornare a scuola è il sogno dei giovani che Anna racconta così. Ci sono giovani che protestano per entrare nell'università, protestano per entrare nelle loro scuole medie, superiori. Questa cosa è una cosa che non si era mai sentita fino a questi giorni. E invece sì, noi ragazzi vogliamo ritornare a vivere la quotidianità, bella e brutta che sia. Giovani incompresi dagli adulti, giovani che vogliono essere considerati per quello che sono, la generazione che si prepara a vivere e guidare l'Italia. Il mio desiderio è di poter ritornare alla vita normale, a quella che avevo un anno fa, di poter finalmente mettere piede nella mia università e di incominciare a fare nuove esperienze, perché tutti noi ne abbiamo bisogno di ritornare a quella che era la normalità più banale, che ci eravamo perfino dimenticati, di cui ci eravamo anche stufati. E il mio desiderio più grande è quello di ritornare a questa piccola normalità. Bene, ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo sempre in diretta, sono le 13:36 e l'abbiamo detto, insomma, un'altra Pasqua in zona rossa e sempre più invece l'allarme solitudine, come conferma telefono amico. Sentiamo. Noi ci siamo ogni giorno, dalle 10 di mattino a mezzanotte. Un'altra Pasqua in zona rossa, un'altra festività chiusi in casa. A un anno di pandemia e boom di richieste di aiuto, con centinaia di chiamate a telefono amico per via di condizioni legate all'emergenza sanitaria, per tristezza e stanchezza, ma c'è anche molta rabbia e frustrazione legata alle condizioni del momento. Dall'inizio della pandemia sono centinaia le richieste di aiuto arrivate al telefono amico Treviso, l'organizzazione di volontariato che da oltre 25 anni risponde a chi ha bisogno di parlare e condividere le proprie tensioni emotive. Telefono amico che anche in questa occasione implementerà il servizio proprio per dare compagnia e dare un supporto a chi è proprio a casa da solo. Ma l'invito che rivolgo, vista anche la bella stagione, è quello di guardare oltre il proprio terrazzo e quindi di riuscire ad essere comunità avvicinandosi, se non fisicamente, facendo una telefonata in più o un pensiero alle persone
che ci sono vicine. I volontari di Telefono Amico Treviso cercheranno dunque di andare incontro ai bisogni della comunità, offrendo un supporto psicologico anche a Pasqua, perché alle volte le festività possono divenire un momento critico per le persone in emergenza emotiva. E quest'anno per Pasqua saremo disponibili sempre dalle 10 di sabato 3 aprile alla mezzanotte di lunedì 5 aprile al numero 02 2327 2327. Buona Pasqua a ciascuno di noi. E vi ricordo ancora una volta che Pasqua la passeremo insieme per una lunga maratona con Antenna 3 che non vi lascia soli e dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona quindi speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino, vi ricordo, con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la Santa Messa la nostra diretta dove non mancheranno vere e proprie sorprese fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, ma i veri protagonisti potrete essere voi con i vostri messaggi, video e auguri al numero, ve lo ricordo ancora una volta, 0422 162 8332. Potrete chiamarci in diretta, mentre al 351 1755 340 potete mandare messaggi e video di auguri. Dunque domani tutta una diretta in compagnia con Antenna 3 e ovviamente protagonisti sempre voi. Ed ora ci colleghiamo telefonicamente con il nostro Christian Arboit che è andato a Castelfranco perché c'è stata il primo esperimento con il drive-in per le vaccinazioni classe 35. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Esatto, come dici tu, oggi è andato in scena per la prima volta nella Marca e non solo, è una prima assoluta questa sperimentazione, quindi il vaccino inoculato direttamente sul paziente all'interno dell'abitacolo dell'auto. Una sperimentazione che ha avuto successo, non ci sono stati particolari disagi, anzi nessuna coda se non nella primissima parte della mattinata quando il sistema si è presto allineato. Comunque parliamo di attese di massimo 20, 30, 35 minuti. Nella mattinata quindi la sperimentazione è andata avanti con grande celerità, all'incirca 35 dosi inoculate. Allora, come sapete l'accesso libero funziona a chiamata, quindi è stata chiamata la classe del 1935, questo in tutte le sedi vaccinali attive della Marca trevigiana. A Castelfranco questa sperimentazione, poi i soggetti sono stati suddivisi sulla base del mese di nascita, quindi le fasce orarie sono state distribuite sulla base della data di nascita. Quindi diciamo la sperimentazione è andata a buon fine, di una prima buona ha parlato il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia Stefano Marcon, ma lo sentirete questa sera. Quello che mi piace sottolineare è l'atteggiamento dei tanti anziani che si sono sottoposti a vaccino. Molti di loro attendevano con ansia questo momento e ce lo hanno raccontato anche con una certa emozione, perché insomma parliamo di soggetti per l'appunto fragili che nell'ultimo anno hanno vissuto sulla loro pelle tutte le restrizioni, in alcuni casi barricandosi in casa. C'è chi ci ha raccontato: per fortuna avevo l'orto, quindi grazie all'orto ho trovato qualcosa da fare. Altri che ci dicono magari fra qualche settimana riusciremo a ritornare alla normalità. Soddisfatti anche gli accompagnatori, i figli soprattutto, che hanno accompagnato i loro genitori, i nipoti. È una boccata di ossigeno complessiva un po' per tutti.
Questo quindi a Castelfranco, a Vidor era presente, come probabilmente hai già raccontato, anche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che ha aiutato nelle anamnesi. Quindi la giornata, diciamo così, perlomeno da quello che stiamo apprendendo, sta andando nella direzione giusta. Cristian, io ti ringrazio. Noi vediamo già sullo schermo proprio il direttore generale Francesco Benazzi. Grazie davvero Cristian, buon lavoro. Buon lavoro, a presto. Vedo già sullo schermo il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Vediamo se riusciamo a collegarci con lui. Lo vedevo, adesso lo vedo un po' meno. Niente, è caduta la linea. Vediamo di riuscire a ripristinare la linea con il direttore Benazzi. Come avete sentito, un esperimento che è andato più che bene, e quindi la situazione insomma potrebbe ripetersi anche in altri comuni. Quindi il drive-in per le vaccinazioni per gli anziani. Sentiamo poi che cosa ci dirà il direttore generale, come è andata. Anche abbiamo sentito gli anziani comunque contenti, le code erano davvero poche. Ora non so se riusciamo a collegarci lo vedo però invece il sindaco, di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Buongiorno sindaco. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque sindaco, una Pasqua diciamo con qualche speranza in più. Sì, una Pasqua con qualche speranza in più, ovviamente per la nostra destinazione turistica, per Montegrotto e per le Terme, una Pasqua sottotono, perché solitamente eravamo abituati a vedere tutti gli alberghi aperti, invece stiamo viaggiando al 30% degli hotel aperti. Qualcosa si muove, ma ovviamente questa zona rossa ci penalizza. Siamo in attesa della zona arancione, ma anche con la zona arancione sappiamo che la mobilità delle persone è il primo elemento per fare turismo, e quindi dovremo aspettare ancora fino al 30 aprile. Ecco, sindaco, le lancio subito la provocazione, l'ho già lanciata anche al ministro. Chiuse molte zone, chiuse le palestre, ristoranti e bar che rimangono solo ad asporto, ma però non si può andare in altre regioni, però si può andare all'estero. Questa vicenda ha del ridicolo, nel senso che siamo talmente presi a guardare alle diatribe, alle questioni di casa nostra, che ci dimentichiamo che il mondo invece magari va da una direzione opposta. Ed è proprio questo il motivo che secondo me, pur avendo nei territori varie declinazioni, il turismo necessita, soprattutto a livello europeo, di una regia che dica le regole che devono valere per tutti, perché altrimenti noi italiani siamo maestri a guardare troppo spesso in casa nostra e non ci rendiamo conto che, ad esempio, la Spagna sta attraendo tutto un mercato tedesco che altrimenti sarebbe venuto in Italia e che potenzialmente ci danneggia appunto in virtù di queste regole che da noi valgono e altrove non valgono, penalizzando la nostra economia turistica soprattutto. Ecco, come si sta organizzando Montegrotto si spera che adesso a fine aprile perlomeno qualcosa possa ricominciare, a parte che passiamo in zona arancione da martedì? Allora, noi ci stiamo attrezzando da un punto di vista imprenditoriale con tutte le incertezze del caso, perché anche stamattina ho parlato con un albergatore che purtroppo il livello di incertezza è tale che per gli imprenditori fare una programmazione seria e sicura è difficile. Da un punto di vista istituzionale, a fine mese o al massimo la prima settimana di maggio inaugureremo il Museo del Termalismo Antico del Territorio, quindi stiamo valorizzando la risorsa che ci rende unici. È ovvio che finché le frontiere e la mobilità delle persone sarà limitata, anche questi saranno sforzi, necessari ma non sufficienti per far ripartire l'economia. Quindi la destinazione si sta attrezzando, sperando che l'estate e magari l'autunno possano essere a pieno regime. Ecco, io l'ho chiesto anche al sindaco di Jesolo, avete già qualche prenotazione? Qualcuno si sta muovendo? Soprattutto parliamo anche magari possibilmente di turisti stranieri? Ma allora, noi nella sfortuna abbiamo anche delle fortune, perché ogni albergo è anche presidio sanitario, quindi essendo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, chiunque debba svolgere delle cure fangoterapiche, balneoterapiche o inalazioni ha diritto allo spostamento anche tra regioni, quindi qualche prenotazione c'è. Anche in questo periodo ci sono delle persone che magari approfittando anche del periodo pasquale fanno la cura fangoterapica
con prescrizione medico-sanitaria e quindi ci sono delle prenotazioni. Resta il fatto che manca tutta una sorta di utenza turistica che non viene per gli aspetti sanitari, ma che viene per godere dell'enogastronomia dei Colli Euganei, per le passeggiate, per lo sport, per i golf club e per farsi un bagno senza implicazioni mediche. Quella manca. Ecco, la speranza è che insomma a fine aprile si possa muovere qualcosa. Ma la speranza è questa, è una speranza che dipende innanzitutto dalle scelte che verranno prese a livello governativo, a livello regionale, con l'auspicio che queste vaccinazioni, oltre a marciare in maniera decisa come negli ultimi giorni, rispettino anche tutte le programmazioni fatte, perché non vi dico il disagio di dover chiamare tanti cittadini che avevano l'appuntamento per la vaccinazione perché appunto sono finite queste scorte. E dall'altro il senso di responsabilità delle persone. Rispettiamo le regole per uscirne prima tutti, perché fare i furbi in questa fase è controproducente in primis per noi stessi e per la nostra economia, oltre che per la salute. Ecco, Sindaco, un'ultima domanda. Come comune vi state organizzando in qualche maniera? Noi stiamo prevedendo degli eventi pubblici che coinvolgono delle orchestre molto importanti. Stiamo accelerando con i lavori per la sistemazione di Villa Draghi, del parco pubblico di Villa Draghi, che è un'oasi verde di 32 ettari a poche centinaia di metri dal centro della città. Stiamo anche facendo dei ragionamenti in termini di bilancio per capire come ristorare le strutture alberghiere della quota fissa Tari, sperando che il governo ci dia delle risorse. Quindi quello che è possibile fare lo stiamo mettendo in campo con le ristrettezze che caratterizzano un po' il bilancio di un comune di 11.500 abitanti. E siamo fiduciosi di uscirne e ovviamente sperando che il futuro sia luminoso come questa fantastica giornata. Sindaco, la ringrazio. Grazie davvero per essere stato con noi. Intanto le faccio anche buona Pasqua. Sono io a ringraziare voi, buona Pasqua, grazie del servizio che fate e abbiate giorni sereni e di felicità. Grazie ancora e buona Pasqua. Grazie Sindaco. Adesso vedo sullo schermo, ci colleghiamo subito, così il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Scusate, ma sto parlando da Vidor, quindi il collegamento è stato un po' difficile. Ecco, ci dice com'è andata insomma questa prima sperimentazione? Beh, è andata molto bene, il flusso è stato costante, ma ovviamente senza intasamenti. Le persone sono arrivate accompagnate dai loro familiari. Devo ringraziare il sindaco di Vidor, ma tutti i sindaci, perché voglio dire, questa sperimentazione sta funzionando, lo useremo ancora perché significa veramente riuscire a scaglionare le persone, evitando code, assembramenti, facendo in modo che le persone possano arrivare ai centri vaccinali senza ovviamente affaticamento, quindi è stato veramente un'ottima cosa e un'eccezionale organizzazione. Ringrazio sempre i sindaci perché hanno, insieme ai miei collaboratori, hanno fatto un lavoro molto importante. Oggi abbiamo fatto anamnesi eccetera, è andata bene, per cui sono molto contento di questo. Ecco, sarà ampliato quindi anche ad altri punti vaccinali questo tipo di vaccinazione, questo tipo di vaccinazione, ecco? Assolutamente sì, a classi di età magari un po' più numerose, che quindi sono anche più giovani, che quindi possono defluire in modo più veloce, assolutamente sì. Stiamo sperimentando anche il cosiddetto Vax Point, il drive-in sta funzionando, quindi in prospettiva credo che ne faremo anche uno a Treviso, importante, e poi magari manterremo quello al Melody a Castelfranco. Intanto vediamo così, con più punti riusciremo a prendere più popolazione possibile. È chiaro che dobbiamo avere i vaccini, quindi se arriveranno i vaccini potremo ampliare e amplificare la macchina dei vaccini. Ecco, per quanto riguarda il drive-in, come l'hanno presa gli anziani? Ma sono felici, guardi, ne ho fatti un paio di persone anziane anch'io a Vidor, insieme a un mio collaboratore, siamo andati, lui ha fatto l'iniezione, ho fatto l'anamnesi in macchina, devo dire che funziona benissimo, sono contenti perché basta dire loro che arrivino chiaramente con una tuta, con qualcosa, adesso andiamo verso la bella stagione, quindi possono venire in maglietta, si fa l'iniezione, si fanno le domande, aspettano un attimo, 15 minuti in macchina, quindi se c'è il sole
piove, come una giornata stupenda come oggi, o se sta piovendo, loro sono coperti e quindi sono, voglio dire... Abbiamo ancora qualche problema di collegamento. Dottor Menazzi, non so se riesce ancora a sentirmi. Se è bloccato, purtroppo ci sono problemi di collegamento, ovviamente si trova all'esterno. Direttore, non so se riesce ancora a sentirmi. Protetti, e quindi credo che sia una modalità che va continuata assolutamente. Ecco, direttore, parlavamo prima di vaccini, stanno arrivando, insomma, com'è la situazione lì nel Trevigiano? Sì, mi sentite? Sì, noi la sentiamo, direttore. Oggi è arrivata AstraZeneca, quindi è rimasta anche AstraZeneca. È chiaro che devono arrivare vaccini. Se arrivano più numerosi avremo modo di aprire ancora di più le prenotazioni. Ecco, lei prima diceva, insomma, diceva anche se arrivano i vaccini si potranno anche aprire le vaccinazioni anche di notte. Sì, se arrivano tanti vaccini, soprattutto per la popolazione giovane e che lavora, apriremo anche un punto di notte, assolutamente sì. Ecco, direttore, le faccio anche un'ultima domanda. Siamo passati passeremo anzi in zona arancione. Questo weekend è un weekend test importante per evitare, insomma, di far aumentare i contagi. Un appello, direttore, alla popolazione, perché è molto facile poi rischiare di passare di nuovo in zona rossa. Certo, assolutamente sì. Un appello anche adesso con queste feste, quindi Pasqua e Pasquetta. Attenzione, usare la mascherina a distanza. Se siete in famiglia, anche con i vostri familiari, mantenete la distanza almeno di 1 metro anche quando mangiate, perché adesso ritorniamo in arancione, quindi andiamo a riaprire attività, andiamo a riaprire la scuola, quindi se noi ci comportiamo bene, stiamo attenti, restiamo, addirittura andremo in giallo. Dobbiamo evitare quel ping pong di ritornare ancora magari in zona rossa, perché questo non fa bene né a noi che abbiamo bisogno di libertà, le persone hanno bisogno di libertà, ma neanche alla nostra economia. Quindi massima accortezza, utilizzare mascherine e non assembramenti. Ecco, direttore, anche il portale, insomma, per le prenotazioni online sta funzionando ora? Sta funzionando benissimo, vorremmo avere più vaccini perché purtroppo siamo obbligati a bloccare nel momento in cui si esauriscono i posti, però state tranquilli che nel momento in cui arriveranno vaccini il portale sarà aperto e tutti potranno iscriversi e quindi vaccinarsi. Direttore, la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi e buona Pasqua a tutti, a voi, grazie al lavoro che fate e a tutte le persone che vi seguono. Buona Pasqua di cuore. Grazie, buona Pasqua anche a lei, grazie. direttore, grazie. Arrivederci, grazie. Dunque avete visto, insomma, il direttore generale sempre in prima linea ha girato per i vari punti di vaccinazione per vedere come andavano, soprattutto la sperimentazione drive-in con gli anziani del 35. Abbiamo sentito anche il nostro collega Arboit che si trovava lì sul posto per sentire anche poi l'Umer degli anziani, insomma questa nuova metodologia che sembra, insomma, piacere davvero agli anziani. Siamo stati a Treviso, abbiamo fatto Venezia, adesso sentiamo a Vicenza perché un anno di Covid tra contagi, interventi e misure varie. Il racconto del sindaco invece di Torri di Quartesolo, Diego Marchioro. Un anno di Covid a Torri di Quartesolo, comune della cintura di Vicenza, con il virus che ha messo a dura prova la salute fisica. 700 complessivamente i contagi a Torri tra prima e seconda ondata, mentre attualmente i nuovi contagi sono 25. C'è poi l'impatto economico della pandemia con imprese, attività commerciali e persone messe in ginocchio. Fondamentali, come ci racconta il primo cittadino, gli aiuti arrivati dal governo centrale. Gli interventi sono stati molteplici sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista organizzativo della macchina comunale. Per quanto riguarda gli interventi per i buoni pasto, ecco, queste cose qua, noi abbiamo avuto degli aiuti importanti da parte dello Stato, perché complessivamente fra la prima e la seconda emergenza solo per i buoni pasto sono arrivati 140.000 euro a Torri. Situazioni di difficoltà ce ne sono state diverse, di persone che hanno perso il lavoro ma che sono state prontamente aiutate. Investimenti sono stati fatti nelle scuole anche senza comprare i banchi con le rotelle. La stessa attività comunale si è dovuta adattare a nuove modalità di lavoro come lo smart working. Il fatto di mettere in piedi di punto in bianco un sistema che non si era mai utilizzato ci ha dato qualche problema sia di adattabilità alla nostra situazione, perché nei comuni si lavora in diretta con le persone, e sia dal punto di vista della valutazione di che risultati si portano a casa
facendo lavorare persone da remoto. Aiuti, interventi e misure che oggi fanno dire al primo cittadino. Sostanzialmente a Torri la tenuta sociale io potrei dire che c'è stata. Da Vicenza ci spostiamo ora a Venezia, perché lì a Venezia abbiamo il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, una Pasqua... Intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori. Dunque, una Venezia, come sarà questa Venezia, questa Pasqua insomma ancora in zona rossa? Sarà una Venezia che lentamente comincerà a vedere la luce in fondo al tunnel. Chiaramente la ripresa non sarà immediata, però qualche segnale che diciamo è incoraggiante si vede all'orizzonte su tutte. Possiamo citare per esempio la Biennale di Architettura che quest'anno ci sarà alla fine di maggio, si inaugurerà il 22, e anche il Salone Nautico. Ecco, da questi due eventi ci si augura che possa essere una ripartenza per la città, un po' alla volta, sapendo che comunque la pandemia sta lasciando e lascerà segni profondi che cambieranno sicuramente la vita di Venezia, ci obbligheranno noi tutti anche a un ripensamento un po' di quelle che fino ad oggi erano alcune certezze che poi non si sono rivelate tali. Per esempio puntare esclusivamente a una monocultura turistica, al turismo come unica fonte o comunque la principale fonte di reddito economico per la città, è una cosa che poi alla lunga abbiamo visto non paga. Certamente il turismo è una forza trainante, ma non può essere l'unica attrazione per la città, e da questa riflessione, come oggi poi ci ha detto anche il patriarca Francesco Morali in una nostra intervista esclusiva che trasmetteremo questa sera, i segnali per una ripartenza diciamo a pieno regime probabilmente saranno dal 2023, quindi sarà una cosa piuttosto lunga. Ciò non toglie che comunque bisogna prepararsi e bisogna cercare di uscire a testa alta da questa pandemia. Ecco, sappiamo insomma che purtroppo continuano ad essere chiusi i musei, chiusi i ristoranti, come dicevi tu, insomma il turismo ovviamente non c'è per il momento, ma insomma la speranza, come per tutti gli altri, è proprio per quest'estate. Sì, poi l'estate chiaramente ci sarà anche la stagione balneare, che sicuramente, in previsione anche di una campagna vaccinale che a Venezia sta procedendo. Ricordiamo che per esempio diamo questa piccola curiosità: lunedì di Pasquetta, quindi dopodomani, come anche nel resto del Veneto, come aveva detto anche il governatore Luca Zaia, ma anche a Venezia si andrà a vaccinare nella piccolissima isola di Sant'Erasmo, dove verranno vaccinati 80 anziani e residenti del luogo. Verrà allestito, pensate, un ambulatorio su un motoscafo vaporetto della CTV che fungerà da ambulatorio mobile, con tutte ovviamente le precauzioni e le strutture necessarie per portare questa campagna vaccinale che appunto, se continuerà su buoni ritmi, chiaramente diciamo un po' la certezza e la sicurezza da cui si possa poi guardare a una ripartenza. Ecco, per cui quest'estate, con anche la stagione balneare, poi dei grandi eventi, ricordiamo poi la Mostra del Cinema a settembre, sicuramente la città avrà modo di far vedere che si può ripartire, chiaramente senza mai abbassare la guardia su tutte quelle e tutti noi, ciascuno di noi deve tenere, perché non siamo ancora fuori dal tunnel. Ecco. Grazie davvero Lorenzo, grazie davvero per queste parole, grazie per averci anche raccontato queste cose di Venezia. Grazie e buon lavoro. A voi. Ora ci fermiamo, c'è il meteo, poi la pubblicità, poi di nuovo in studio. Dolomiti
Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. La pressione inizia a cedere nel weekend pasquale, correnti fredde dall'Artico raggiungeranno l'Italia causando rari fenomeni e un calo termico anche significativo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 3 aprile evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti la giornata sarà in prevalenza stabile. Possibili addensamenti alternati a spazi di sereno. Nel pomeriggio poi non si escludono dei deboli piovaschi sui settori montuosi e pedemontani. Temperature in graduale diminuzione, in alcuni casi piuttosto sensibile, minime tra 3 e 10 gradi, massime tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà un sabato all'insegna del bel tempo, con tanto sole dappertutto e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 17-20 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui ovunque, salvo per qualche rovescio, specie sui settori più meridionali della regione. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Ed eccoci tornati nuovamente in diretta e vedo già sullo schermo sia Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, e Roberto Grigoletto, Partito Democratico. Buongiorno a tutti. Buongiorno, partiamo subito con una provocazione, l'ho già lanciata. Insomma, le persone sono un po' così, diciamo, in stato confusionale, dicono non possiamo uscire dalla regione, però possiamo andare all'estero. Che cosa pensa Razzolini? Ma lo dicevo anche poco tempo fa, questa proposta è fuorviante, ma proprio perché si va a penalizzare oggi categorie italiane già messe in difficoltà, come tutto il comparto turistico, ma insieme anche quello della ristorazione commerciale. Quindi andiamo a autorizzare i nostri concittadini ad andare a spendere i pochi risparmi che in questo momento ci sono, o chi ne ha e ne può spendere, comunque a spendere dei risparmi fuori in altri paesi esteri e non a contribuire all'economia della nostra nazione. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Grigoletto. Ma io mi rendo conto che è risulta una contraddizione, però è anche vero che si vede la luce ora in fondo al tunnel, quindi credo che sia necessario fare un ultimo sforzo, anche digerire l'ultimo rospo, perché ormai davvero siamo all'uscita da questo incubo e quindi sinceramente io, pur cogliendo ripeto l'aspetto contraddittorio, penso anche che un ultimo sacrificio possa e debba essere fatto. Magari forse non si comprende la ratio, io penso che sia davvero questione al massimo di un mese, per poi a maggio, come dice anche il Consiglio Superiore di Sanità, come dicono gli esperti, come dice anche il governo, potremmo finalmente uscirne. Ecco, c'è però una sorta un po' di sfiducia da parte soprattutto di alcune categorie che sono rimaste praticamente chiuse ormai da, non possiamo neanche dire settimane, ma mesi, se non oltre un anno e mezzo, e abbiamo sentito oggi il presidente della FIN di Treviso che diceva, insomma, molti di noi continuando così veramente non riapriremo più nei centri sportivi, molte palestre chiuderanno le serrande definitivamente, e quindi c'è una sorta in questo momento di sfiducia. Grigoletto, che cosa pensa? Sì, penso che sia vero che la sfiducia è assolutamente comprensibile, e però è anche vero che il governo ci sta mettendo tutti quanti i fondi necessari, i ristori per queste
categorie che io penso debbano essere sicuramente le prime per l'appunto a dover essere ristorate. Io credo che non ci sia da dare soltanto un contributo per la ripartenza, ma in certi casi è vero, è necessario proprio aiutare loro a rimettersi in piedi, quasi a ricominciare. Ma i fondi ci sono e credo che questo sia l'impegno che il governo si è preso e che sicuramente onorerà nelle prossime settimane. Certo, fa specie, naturalmente certe categorie sono state indubitabilmente più penalizzate di altre, e a queste occorre guardare in prima battuta. Ecco, Razzolini, si parla di ristori, però insomma ci dicono ne sono arrivati pochi e soprattutto insufficienti. Ma certamente noi le categorie appunto le ascoltiamo e quello che stanno chiedendo è la possibilità di riaprire in sicurezza. Diamo maggiori distanziamenti, diamo minor persone che possono magari entrare nel locale, però diamogli la possibilità di poter guadagnare, poter darsi da fare, perché tempo fa gli è stato detto potete tenere aperto, ovviamente con tutta una serie di prescrizioni e di materiali da utilizzare per mantenere il più possibile il distanziamento e il contenimento di questo virus. Si sono messi in regola, hanno comprato tutto quello che dovevano fare, hanno fatto delle spese e poi li abbiamo fatti chiudere. Credo che dopo un anno non sia più possibile chiedere sacrifici alle stesse categorie. Io veramente anche sui negozi di abbigliamento capisco che oggi comprarsi l'abbigliamento non è un bene necessario e di primaria importanza e necessità, però la persona, il commerciante che vende l'abbigliamento, se questo commerciante non ha più un'entrata non può neanche mangiare, e quindi invece c'è il bisogno, io questo è un esempio dell'abbigliamento, però c'è veramente un bisogno di farle aprire e di farle tenere aperto, quindi facciamo ruotare semmai le categorie, ma non possiamo dopo un anno chiedere sacrifici sempre e comunque alle stesse categorie che non si vedono un introito, non si vedono arrivare quei soldi che hanno bisogno e necessità per stare in piedi, perché qui veramente si va verso la chiusura e verso la messa in ginocchio, che già lo sono, di queste persone che hanno delle famiglie, che hanno dei dipendenti da mantenere e tutto l'indotto che poi portano avanti. Ecco, sarà una Pasqua, l'abbiamo detto, sicuramente diversa dall'anno scorso, perché c'è una sorta un po' di speranza, però abbiamo sentito anche l'urlo disperato dei ristoratori e dei baristi, perché continueranno anche per tutto questo mese solo con l'asporto, e questo di certo non aiuta assolutamente nemmeno loro. Grigoletto, che cosa pensa? Sì, io penso che non si tratti di fare una scelta di penalizzare certe categorie piuttosto che altre. È chiaro che certi lavori sono quelli che si espongono di più proprio per la tipologia della professione al contagio, e di conseguenza vengono limitate queste attività semplicemente per il contenimento del virus. Quindi non è una scelta di chiedere ad alcuni e non chiedere ad altri. Detto questo, è evidente che in questi 13 mesi quelle penalizzate sono sicuramente le categorie della ristorazione, i bar, e indubbiamente assolutamente penalizzati. Con l'asporto, con il delivery hanno evidentemente fatto poco, possono fare assolutamente poco, e quindi maggiori dovranno essere a mio avviso i ristori. Si tratta appunto di farli ripartire proprio adesso, ma ripeto, è l'ultimo miglio, ormai come si dice abbiamo fatto 99 e ci manca poco insomma per completare, per uscire da questa crisi e uscirne tutti quanti bene. Ripeto, quelle più penalizzate dovranno essere davvero le prime a essere ristorate. Ecco, Grigoletto, solo una domanda ancora per lei. Si parla appunto di categorie dove potrebbe esserci un maggior rischio di contagio, però ad esempio si parlava anche con l'assessore Donazzan prima, cioè ad esempio nei musei, insomma abbiamo visto difficilmente dei grandi assembramenti.
Sì, questo è vero, infatti a più riprese si è anche tentato nei mesi scorsi di riaprire i musei. Il ministro Franceschini aveva più volte tentato questa strada. Ecco, io penso che la scelta di tenere chiusi i musei sia stata forse, ma è un'ipotesi sinceramente che formulo io, che non ho dei dati empirici per poterla confermare, ma probabilmente è dovuta alla decisione di evitare spostamenti, ovviamente, perché è chiaro che si vanno a visitare musei di altre città, non si visitano quelli della propria, visto che è probabile che lo si sia già fatto, e quindi questo per contenere probabilmente appunto gli spostamenti anche magari fuori regione. Io penso sia questa la ragione, non sicuramente o comunque non è quella fondamentale la motivazione del possibile assembramento che si viene a creare nelle stanze dei musei. Ecco, Razzolini, lei che cosa pensa? Ormai sono davvero in ginocchio queste categorie? Io penso che non ci sia stata tanto una logica nel far tenere chiuso certe categorie piuttosto che altre, anche perché il collega diceva che stiamo per superare, per uscire da tutta questa crisi e pandemia. Io dico solo che ieri siamo stati all'ospedale di Valdobbiadene, che è un ospedale Covid, e a Portare le Colombe per ringraziare gli infermieri e tutto il personale che si sta dando da fare per questa emergenza, e lì è ripartito, cioè nel senso che avevamo finito le persone in terapia appunto intensiva lì presenti, non ce n'era più nessuno, invece adesso mi pare che ci siano una ventina di persone scarse di nuovo presenti lì, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo così alla fine, perciò non possiamo continuare a chiedere sacrifici perché ancora non vediamo una via d'uscita. Mancano vaccini, i vaccini ancora non sono meno di quelli che dovrebbero arrivare, e perciò anche qui si fa difficoltà a vaccinare, a tenere un ritmo importante per cercare di andare verso l'immunità di gregge, quindi verso la vaccinazione di una buona parte percentuale di persone. In più andiamo a chiedere più sacrifici alla categoria della ristorazione, dove dopo un anno noi non possiamo continuare a chiedere ai nostri cittadini, alla popolazione, di stare chiusi in casa e di evitare il più possibile i ritrovi e fare un po' due chiacchiere insieme, ovvero lo possiamo chiedere, però sappiamo benissimo che dopo un anno le persone si trovano comunque, e quindi se al ristorante, al bar si trovano e mantengono delle distanze perché c'è comunque del personale preposto, che sono i proprietari, che sono chi ci lavora a mantenere queste distanze, nell'abusivismo questo non succede, e quindi poi magari i contagi crescono proprio lì. E quindi ha senso questo? Secondo me no, secondo me proprio no. È giusto, con una certa discrezione, con delle certe regole, far lavorare le persone che hanno voglia di lavorare e che vogliono anche mantenere le regole che vengono date. Chi non le mantiene allora sì, va castigato, ma chi invece è lì apposta per lavorare in sicurezza lo deve poter fare, perché sennò i soldi comunque non arrivano, e quindi non arrivano i soldi e obbligandoli a tenere chiusi ne stiamo mandando queste categorie verso il fallimento. Ecco, vorrei dare anche una buona notizia fra tutte queste, che la Marta Novello, la 26enne di Mogliano, vittima dell'aggressione lo scorso 22 marzo, potrà trascorrere la Pasqua in famiglia, perché la giovane è stata dimessa proprio oggi dall'ospedale Ca' Foncello. Siamo stati tutti molto toccati e coinvolti dalla vicenda di Marta, aggredita in modo violento quanto inspiegabile mentre faceva jogging. Sottolinea il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. L'intero ospedale da subito si è stretto attorno a lei e alla sua famiglia per garantire le migliori cure e un recupero ottimale dal punto di vista fisico che psicologico. Marta è giovane, la sua risposta alle cure è stata fortunatamente molto buona. Stiamo vedendo le immagini del luogo dell'aggressione, dunque una buona notizia, perché dopo un fatto tanto violento, insomma, fortunatamente la Marta è riuscita a riprendersi e trascorrerà la Pasqua a casa. È stata dimessa proprio in questi minuti dall'ospedale di Treviso. Grigoletto, finalmente una buona notizia. Sì, no, sicuramente sì, e purtroppo
E purtroppo in questi 13 mesi di pandemia la fatica anche dal punto di vista psicologico, me ne rendo conto, ne do atto, insomma, è stata per tutti, insomma, e quindi certamente episodi di questo genere aggravano ancora di più il peso che siamo stati costretti a portare in tutto questo tempo. Io, se permette, vorrei brevemente replicare al collega quando io sono convinto, ripeto, che stiamo per uscirne, ma se dovesse aver ragione malauguratamente, e dico malauguratamente con tutto il rispetto naturalmente il collega, secondo il quale invece siamo ancora nel mezzo di questa pandemia, a maggior ragione sommessamente allora gli chiederei coerenza, e quindi dovrebbe invocare proprio le chiusure per evitare che il contagio si propaghi ancora e quindi non se ne esca davvero più. Ecco, in realtà io penso che, ripeto, i ristori, gli aiuti devono essere dati, ne sono già arrivati, occorre da dire anche questo. Io capisco che il collega fa parte di una forza politica, l'unica che è in questo momento all'opposizione, quindi ovviamente non può riconoscere quello che il governo ha già erogato in termini di fondi. E in ogni caso gli imprenditori della ristorazione chiedono, e giustamente, per esempio un ulteriore scostamento di bilancio che dovrebbe avvenire subito dopo Pasqua, come è stato annunciato dal Presidente del Consiglio, e poi una legge anche sui fallimenti. Sono questi impegni che il governo è propenso a prendere, e quindi mi pare che le risposte alle categorie, della ristorazione soprattutto, vengano date, stiano per essere date. Ecco, eviterei insomma le strumentalizzazioni, perché io credo che comunque in una crisi di questo genere la contrapposizione politica è andare un po' anche a lucrare sempre, no? Anche su sofferenze come quelle di certe categorie di lavoratori, non sia tanto corretto, insomma. Bisogna essere molto onesti, piuttosto insistere perché possano avere i sostegni di cui hanno diritto. Razzolini. Ma è da un anno che certe attività sono chiuse, o perlomeno che si chiudono, poi si riaprono e si richiudono, però i contagi comunque non è che siamo in una situazione tanto meglio rispetto a un anno fa, e quindi forse questo modo di fare e di approcciarsi, perlomeno magari con determinate categorie, vediamo anche con le scuole che speriamo possano veramente riaprire e tornare in presenza quanto prima, e così dovrebbe essere. Non è che siano focolai veramente così importanti per creare un problema veramente forte, come il collega diceva. Quindi secondo me bisogna cercare veramente di riaprire e di far tornare un po' di serenità, ovviamente mantenendo tutte le prescrizioni del caso, ecco. E non è un lucrare a livello politico, come diceva Grigoletto, il fatto del contestare la mancata di presenza di soldi dati a chi tiene chiuso, ma è proprio un ascoltare le persone che ci lavorano in questi settori, che si lamentano del fatto che, se è vero che gli arriva, e quel poco che gli arriva non basta neanche a pagare i costi, e quindi se i soldi che lo Stato ti dà non bastano a pagare quello che tu, le rate delle spese, vuoi la corrente, vuoi le immondizie, vuoi tutto quello che ne deriva, cosa succede? Succede che se le entrate non sono minori rispetto alle uscite, si va in rosso, e questo è un dato di fatto che non è che me lo invento io, me lo racconta chi ci lavora. Siamo arrivati quasi al termine, vogliamo dire come sarà questa Pasqua. Partiamo da Grigoletto, poi chiudiamo con Razzolini. Ma io penso che possa essere una Pasqua davvero nel senso più cristiano, cioè quello della speranza, nel senso che, ripeto, dovrebbe essere la Pasqua che ci porterà fuori da questo incubo. A Razzolini dico, penso anche lui sia vissuto in questi 13 mesi in una pandemia, quindi ecco, tutte le difficoltà ci stanno, le riconosciamo, sono sotto gli occhi di tutti, sono gravissime, però ricordo,
abbiamo attraversato una pandemia e ci sono ancora dei numeri altissimi di morti, anche se l'indice RT, tant'è che siamo in arancione adesso, da martedì sta abbassando. Quindi siamo come in una guerra, qualcuno l'ha definita una guerra, quindi voglio dire è una situazione eccezionale, quindi le capiamo queste cose, queste difficoltà. Bisogna uscirne adesso, tutto là, e quando usciremo si dovrà ricostruire come dopo ogni guerra. Razzolini. Sì, concordo anch'io che il problema non è ancora risolto. Difatti stavo dicendo prima l'esempio di ieri che ho riscontrato proprio nell'ospedale di Valdobbiadene, ospedale Covid. Quindi ci sarà ancora parecchio tempo da tenere duro, perché finché i vaccini non arrivano e non vengono fatte alle persone, e anche far capire che in questo momento il vaccino serve per poter uscire quanto prima da questa pandemia è importante. Che sia una Pasqua di risurrezione, e risurrezione anche proprio dal punto di vista di poter iniziare a risollevarsi. Questo è un augurio che tutti quanti noi possiamo fare, che faccio io a tutti gli spettatori di Antena 3 sicuramente. Sicuramente non sarà un periodo ancora facile, però dai, chissà che anche con l'arrivo della bella stagione del caldo poi si possono veramente dare un'accelerata sulle vaccinazioni, e che poi per questo autunno possa alleviarsi questi contagi e tornare alla normalità. Ecco, quindi questo è un augurio che ci facciamo a tutti quanti, quindi buona Pasqua a tutti voi. Grazie davvero a Tommaso Razzolini, buona Pasqua anche a lei, e soprattutto anche grazie a Grigoletto, e anche a lei buona Pasqua. Grazie davvero per aver accettato questo invito. Grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie, buon lavoro a voi e buona Pasqua a tutti. Tanti auguri. Grazie. Dunque siamo arrivati al termine quasi di questa diretta. Vorrei chiudere con la bella notizia che abbiamo dato pochi minuti fa, perché Marta Novello, lo vorrei ricordare, la 26enne di Mogliano, che è stata vittima di un'aggressione il 22 marzo scorso, potrà trascorrere la Pasqua in famiglia. La giovane infatti è stata dimessa oggi proprio dall'ospedale di Treviso, dove era stata presa in cura dopo appunto l'aggressione. A Marocco di Mogliano rimane invece in carcere il 15enne che l'aveva aggredita a causa per una rapina, e ricordo le indagini dei carabinieri di Treviso. Prima di chiudere, proprio brevissimo, vi ricordo domani ancora una volta la diretta con Antenna 3, la lunga maratona che faremo insieme, proprio dedicata quindi a tutti voi, una maratona speciale con collegamenti, ospiti e musica. Si partirà alle 10 del mattino con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la Santa Messa la nostra diretta, dove non mancheranno vere e proprie sorprese, fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, ma i veri protagonisti, lo ricordiamo, sarete proprio voi con i vostri messaggi, video e auguri, quindi al numero 0422 162 8332 potrete chiamarci in diretta, mentre al numero 351 1755 340 potete mandare i vostri messaggi e video di auguri, poi noi ovviamente li manderemo in onda. Siamo arrivati al termine di questa diretta, io vi ringrazio per averci seguito e arrivederci.